Buongiorno, buon giovedì 19 giugno, benvenuti a Sveglia Trieste. Oggi avremo ospiti in studio Michele Lobianco di Forza Italia nella prima parte, poi nella seconda Serena Pellegrino di Alleanza Verdi Sinistra. Quindi se vorrete fare le vostre segnalazioni o dialogare con i nostri ospiti potrete farlo come sempre chiamandoci qui in diretta oppure scrivendoci una mail. Avremo la nostra rassegna stampa, parleremo di tutti gli argomenti che abbiamo anche trattato nel telegiornale della giornata di ieri, ma cominciamo subito con le previsioni del tempo e vediamo il sito dell'Osmerarpa regionale. Sulla regione permangono condizioni anticicloniche con afflusso di correnti settentrionali secche. Da oggi deboli ondulazioni delle correnti potranno portare a locale instabilità e temporanea flusso di aria umida in quota. Oggi giovedì 19 giugno cielo sereno poco nuvoloso su pianura e costa con venti di brezza. Sulla zona montana cielo sereno al mattino, variabili dal pomeriggio, quando saranno possibili deboli piogge o qualche locale rovescio, specie tra Alpi e Prealpi Carniche. Caldo nelle ore centrali su pianura e costa. Venerdì 20 giugno, domani, cielo variabile con maggiore presenza di sole verso la costa. Nella notte tra giovedì e venerdì sarà possibile qualche pioggia o qualche rovescio che dalle Prealpi potrà poi interessare localmente anche la pianura e la costa. Soffierà bora moderata sulla fascia orientale e sulla costa con possibili raffiche sostenute a Trieste. Ancora uno sguardo a sabato su pianura e costa, cielo poco nuvoloso, sereno sulla zona montana, cielo da poco nuvoloso a variabile, non si esclude qualche locale pioggia o rovescio pomeridiano verso la Carnia al confine col Cadore. Sulla fascia orientale e sulla costa soffierà bora moderata al mattino, dal pomeriggio invece brezza. Questo è l'andamento del meteo per i prossimi giorni, a cominciare da quello di oggi, ma andiamo a vedere il piccolo, le prime pagine dei quotidiani in edicola. Allora, manovra da 864 milioni è il titolo principale su entrambe le edizioni, questa è quella di Trieste. Assestamento estivo, licenziato il documento il 3 luglio, l'avvio dell'iter in commissione. Si parla della regione, via libera dalla giunta regionale alle infrastrutture la quota principale, i fondi per welfare e famiglia. La giunta regionale ha approvato ieri in via definitiva un progetto di legge la cui dotazione è di 864 milioni che potrà essere ulteriormente ampliata, dice l'assessore alle finanze Barbara Zilli, fino all'approdo in aula a fine luglio. Fra le macro cifre a disposizione dei singoli assessorati sono le infrastrutture e il territorio di Cristina Mirante a fare la parte del leone con 236 milioni e mezzo a disposizione. Non mancano gli altri settori, dal welfare alla concertazione con i comuni. Vediamo i temi locali. Cabinovia il voto, slitta a luglio, prima toccherà bilancio e Tari, il consiglio comunale. La Guardia di Finanza scopre 21 imbarcazioni occultate al fisco. La truffa a Muggia, finti carabinieri si fanno dare 50.000 euro da un'anziana. Ancora vediamo le scelte dei candidati triestini all'esame di maturità nella prima prova di italiano. Gli studenti puntano su Borsellino e il rispetto. Qui vediamo una foto dei ragazzi del Petrarca. Il bilancio della direttrice Contessa a Miramare, mai più degrado. Al termine del mandato Andreina Contessa lascia la guida del Museo Storico del Castello e del Parco di Miramare, cui consegna un'eredità che non permetterà mai più di ritornare a situazioni di degrado. Questo è il punto fermo, insomma, del suo mandato. Vediamo anche le altre notizie, quelle di carattere nazionale e internazionale. Allora, a fine vita c'è l'intesa nella legge Comitato Etico e Cure Palliative. Poi terzo mandato dei governatori, parola al tavolo del centrodestra. Le crisi internazionali, Trump lancia l'ultimatum, Khamenei la resa mai, Israele lancia altri missili e poi il commento alla pace, non servono due pesi. Ancora all'evento il cinema d'autore torna all'Ariston e poi dal 4 al 6 luglio a Gorizia, Voglia d'Europa, arriva Book Week, una notizia che troviamo anche sull'edizione
Falcone, Isontina naturalmente, di Gorizia e Monfalcone. Vediamo che gli approfondimenti sono sulla sanità, piani ferie Asugi, tagli del 25% sulle attività delle chirurgie, rimandato al 17 luglio e confronto sugli effetti del piano ferie negli ospedali, come il taglio del 25% delle operazioni chirurgiche. Il chiosco di Marina Iulia a Monfalcone alla società che gestisce la discoteca IM. E poi l'isola Orbi torna in vendita al prezzo di 3 milioni a grado. Qui vediamo anche gli studenti isontini che puntano su Social e Borsellino, le scelte dei candidati all'esame di maturità, e poi naturalmente, come vi dicevo, Voglia d'Europa con Book Week dal 4 al 6 luglio a Gorizia. Torniamo agli altri quotidiani, vediamo il Corriere della Sera, Trump-Khamenei, sfida finale. Il leader degli Stati Uniti: ho perso la pazienza, se attacco forse. Teheran, bugiardo guerrafondaio, insomma è già avviata abbondantemente la guerra delle parole. Nuovi raid sull'Iran, la Casa Bianca approva i piani per l'offensiva. Putin: non temo la NATO, sia un incontro con Zelensky. Il mio nuovo amore nel rifugio antimissile, il diario, si chiama In potenza presa, l'ho studiata all'università durante il triennale in psicologia, il termine mi torna in mente mentre corriamo nel rifugio per la terza volta nella stessa notte. Il diario di Escol Nevo. L'esame da Borsellino ai social e a Pievani, le tracce della prima prova, maturità, i ragazzi scelgono il tema sul rispetto, era uno di quelli più gettonati anche qui a Trieste. Giustizia, scontro sulla riforma, i distinguo nel PD. E poi 3 mancati controlli, il capo della polizia ordina l'inchiesta, il giallo, la coppia di Villa Panfili, questo giallo ancora non risolto. Scudetto del basket, i campioni della Virtus in ospedale da Polonara, l'abbiamo letto l'altro giorno, malato di leucemia. Poi Giovanni Malagò, mai chiesto il quarto mandato. Andiamo a vedere la Repubblica. Ultimatum a Teheran. Trump avverte l'Iran, la resa incondizionata è una richiesta definitiva. Tutto può succedere, il regime può cadere. Khamenei: non ci arrenderemo mai. Se gli USA attaccano, conseguenze irreparabili. La IEA: non hanno l'atomica. Qui vediamo appunto Donald Trump che parla con i giornalisti davanti alla Casa Bianca e al Khamenei in un videomessaggio sulla TV nazionale. Vediamo l'idea della destra, 10.000 riservisti. Ancora letteratura no grazie, i maturandi scelgono la traccia sul rispetto. Lo Stato etico che nega la dignità della vita, il commento di Luigi Manconi. Vediamo La Stampa, Iran, Trump gioca con la guerra, questo è il titolo, Putin mediatore, il tycoon frena, i media americani, colloqui a Ginevra fra Germania, Francia, Gran Bretagna, UE e iraniani. Il presidente degli Stati Uniti: ho dato l'ultimo ultimatum, pronti piani d'attacco, Teheran, non negoziamo con un uomo falso. Qui vediamo un'immagine di una bambina, un popolo annientato, altre decine di morti a Gaza, tra cui molti in fila per gli aiuti. Poi ancora Borsellino, Pasolini, i social, la maturità evita i conflitti, scuola via le prove scritte per 500.000 di studenti. Sui diritti, Zuppi e il fine vita, no al telecomando. Vediamo ancora il dibattito, Giorgetti: si muore senza i giovani perché la politica ignora l'allarme. Il Fatto Quotidiano, la IEA, niente prove sull'atomica iraniana, Trump: l'Iran vuol trattare, Khamenei: resa mai. Grossi alla CNN, l'uranio arricchito è sicuro, la bomba non è affatto certa, Donald: se attacco non lo dico, e l'Iran lancia gli ipersonici. Questa è la situazione internazionale. Poi ancora invece al Parlamento europeo, fondi del PNRR per le armi, il PD vota sì, come Fratelli d'Italia e Forza Italia. Il Giornale, i partigiani tifano gli ayatollah, sinistra radicale con l'Iran, Lampi in piazza difende il regime che fa uccidere gay e oppositori. Trump approva i piani d'attacco, Khamenei: non ci arrendiamo. E poi le tracce della maturità, il tema su Borsellino,
Borsellino che nessuno avrà scritto, è il commento di Filippo Facci. Incidenti, calano i morti, il codice Salvini funziona. Libero gli euro ayatollah, anche qui l'Unione Europea si schiera dalla parte sbagliata, il portavoce della Commissione: cambio di regime non è la nostra posizione, e la Callas vuole sanzioni contro Israele, le imporrei ma serve l'unanimità. L'assurda protesta anti-NATO di 5 Stelle e AVS: non andranno a pranzo con Crosetto. Ultimatum all'Iran, spostati i bombardieri B2, la sfida di Trump: cosa vuole e cosa rischia. Anche qui nuovo codice della strada, 55 morti in meno, la riforma Salvini, in 6 mesi calo delle vittime e dei feriti. Il Sole 24 Ore, Khamenei, mai la resa, Trump, pazienza finita. Altri 140 morti a Gaza, molti tra chi cerca cibo. Action Aid a Gaza, finita l'acqua potabile, l'allarme rischio delle epidemie. Borse, boom dei volumi in Cina, spopolamento drammatico e pesa sui conti, dice il ministro Giorgetti, l'abbiamo già visto in un altro giornale. Sanità, via libera al contratto, aumenti del 6,9%, 172 euro medi. Ancora Orsini: proporremo al governo un piano per la crescita al 2%. Ancora Domani: potrei attaccare ma anche no, il mondo appeso ai dubbi di Trump, azzardo, follia e riscatto, le posizioni di Bibi e del tycoon, nuova strage a Gaza, la strana strategia del presidente USA contro l'Iran, troppo tardi per negoziare con gli ayatollah. Khamenei: se gli Stati Uniti entrano in guerra al fianco di Israele subiranno danni irreparabili. Solo medici obiettori, negato l'aborto, a Caserta l'ospedale pubblico ha sospeso il diritto previsto dalla 194, uno scandalo. E qui vediamo una protesta fuori gli antiabortisti dai consultori e dalle scuole. Anche qui l'analisi della maturità di Valditare, l'ossessione per le regole. Allora andiamo nuovamente al piccolo, il piccolo di Trieste, per vedere le notizie più vicine a noi. La manovra regionale, e ne parleremo perché avremo 2 consiglieri regionali qui in studio, vi dicevo Michele Lobianco e Serena Pellegrino, l'uno di Forza Italia e l'altra di Alleanza Verdi e Sinistra. Dicevo manovra, i fondi aumentano a quota 864 milioni, assestamento di bilancio, c'è il via libera definitivo da parte della Giunta, infrastrutture, attività produttive e welfare fra le voci di maggiore rilievo. Ancora protezione civile, il dibattito in Senato, responsabilità penale di volontari e sindaci, scintille tra Partito Democratico e Fratelli d'Italia. Zilli, segnale positivo per la nostra economia, ora più aiuti ai cittadini con pensione minima, sempre riferito all'approvazione appunto di questi 864 milioni appunto. Andiamo ancora avanti, si parla anche dei singoli provvedimenti, dal fotovoltaico alla tangenziale sud, dalle imprese alle associazioni, premio nel nome dell'ambiente. Invece Friuli Venezia Giulia Green, presentata l'iniziativa mirata a valorizzare progetti di tutela del territorio, dalle risorse idriche a energia e clima. I nodi del governo, terzo mandato, la parola al tavolo del centrodestra, l'accordo è necessario. Tosato della Lega conferma l'emendamento, attendiamo la decisione dei leader, ma Tajani continua a essere di traverso, noi siamo contrari e non ci vendiamo. Il Quirinale sarebbe contrario al rinvio del voto per difficoltà legate al PNRR. Dossieraggio contro la sindaca Salis, Gambino si autosospende da Fratelli d'Italia. I genovesi meritano trasparenza e integrità istituzionale, noi le garantiremo. Comitato etico e cure palliative nella nuova legge sul fine vita, parla la senatrice leghista Bongiorno, anticipa la proposta del centrodestra, il testo condiviso sarà presentato il 17 luglio in Parlamento. Ancora la sfida di Khamenei, non ci arrenderemo, e usa i razzi ipersonici. Il discorso della guida suprema ad un paese bersagliato dai raid e senza internet. Nel 6° giorno di guerra i missili superveloci iraniani bucano le difese israeliane. Questo è lo scenario internazionale, ma andiamo per ora alla pagina di Trieste, eccola qui, quella dedicata in particolare alla cabinovia, all'ovovia, il voto
voto slitta verso luglio, prima toccherà a Tari e bilancio, fumata nera per la variante, nuova seduta convocata per mercoledì, poi la pausa per altri atti urgenti, quindi la maratona in Consiglio Comunale, non ne usciremo più, lamenta un consigliere lasciando la seduta, il voto alla variante accesso nord per la cabinovia non è arrivato neanche ieri, ormai al 7° giorno di discussione l'unica cosa che l'Aula è stata capace di produrre è un'immagine che per nulla si addice a una decisione così sentita dai cittadini che rappresenta insulti, voci che si sovrastano, scontri tra un centrodestra altrimenti chiuso in un inviolabile silenzio e un centrosinistra alle barricate sulla linea dell'opposizione. In tutto questo il confronto sembra non avere né capo né coda e l'estate appare decisamente lunga. Ma quanto ancora potrà protrarsi tutto ciò, scrive Francesco Codagnone sul Piccolo, quante altre sedute serviranno? Molte a quanto pare, perché in questo contesto attorcigliato finora i consiglieri sono riusciti a esaminare a malapena una bazzecola rispetto alla mole di documenti, scusate, che restano loro davanti, solo una manciata di emendamenti e 14 opposizioni dei residenti a rischio esproprio a fronte di altre 131 votazioni ancora da fare tra ulteriori opposizioni, osservazioni, impugnazioni. Insomma, questa è la cronaca un pochino della giornata di ieri in Consiglio Comunale. Noi abbiamo intervistato l'assessore Everest Bertoli proprio sulla questione dei lavori d'aula sulla cabinovia. Sentiamo che cosa ha detto a Gianluca Paladin. Abbiamo già allo studio una serie di alternative per sbloccare queste delibere e dare alla città di Trieste quello che sempre si merita: governo. L'amministrazione comunale ha trovato la soluzione per superare l'impasse e garantire il raggiungimento di determinati risultati. C'è una serie di delibere che rimarrebbe bloccata a causa dello stallo sulla discussione della variante della cabinovia, dalla variazione di bilancio alla tassa sui rifiuti, ma non solo, novità anche sul fronte acquamarina. Quindi la cabinovia, l'iter si può stoppare proprio per avanzare con le delibere urgenti. Succede che ci sono una serie di delibere molto importanti che vanno dalla tassa rifiuti, che porta con la proposta che abbiamo, portano una riduzione, seppur piccola e lieve, per le famiglie. Abbiamo una variazione di bilancio da 36 milioni di euro da portare avanti per gli investimenti per la città. Abbiamo la delibera dell'acqua marina che è pronta per passare, ne ho citate solo alcune. Ecco, ci sono una serie di documenti molto importanti che l'opposizione, nella sua visione, soprattutto della terza di Russo, quella di bloccare tutto perché così si vincono le elezioni, pensa di prendere in ostaggio la maggioranza, ma soprattutto di prendere in ostaggio la città di Trieste, e non ci riusciranno. Infine, stando sul dato politico, l'assessore Bertoli sottolinea ancora una volta l'atteggiamento dell'opposizione, a suo dire irresponsabile. No, non è cambiato assolutamente niente, nel senso che lentamente le opposizioni vengono esaminate e votate, così come vuole il regolamento. Non è cambiato assolutamente nulla nell'atteggiamento di una opposizione assolutamente irresponsabile, perché parlare per ore e ore e ore, per 30-40 ore, ripetendo gli stessi interventi e gli stessi concetti, non è sintomo di intelligenza, ma semplicemente di una opposizione che vuole bloccare con la sua arroganza la città. A livello nazionale abbiamo visto il PD appiattito, PD e Elish Line appiattito su 5 Stelle e Conte, e i risultati si sono visti. A Trieste, ed è strano davvero, il Partito Democratico è appiattito sugli ordini, sulle posizioni del comandante La Terza. Torniamo fra poco al dibattito sulla cabinovia, ma prima c'è una notizia di cronaca, una tragedia nella notte, un drammatico incidente, la troviamo su Trieste Caffè, un drammatico incidente si è verificato intorno alle 00:20, quindi a mezzanotte e 20 tra mercoledì e giovedì, nella galleria Carso in direzione Venezia, a pochi metri dalla fine della canna. Un camionista ha perso la vita dopo essere stato travolto da un'auto mentre tentava di segnalare
una avaria del proprio mezzo pesante. Secondo una prima ricostruzione, l'autotrasportatore si sarebbe fermato sulla destra della carreggiata a causa di un guasto, è sceso per posizionare il triangolo d'emergenza, ma mentre si voltava per tornare verso il camion è stato investito da una Panda sopraggiunta che non è riuscita a evitarlo. Nonostante i tentativi di rianimazione da parte del personale sanitario, l'uomo, colpito in pieno, è deceduto poco dopo a causa di un trauma cranico devastante. Le sue condizioni sono apparse immediatamente gravissime. Sul posto 118 con automedica, ambulanze, oltre alla Polstrada, i vigili del fuoco e il personale ANAS per la messa in sicurezza del tratto autostradale. La zona è rimasta a lungo chiusa al traffico per permettere i rilievi del caso. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell'ordine. Questa è la notizia che abbiamo trovato appunto questa mattina, risale appunto alla mezzanotte, circa poco dopo la mezzanotte della scorsa notte. Andiamo ancora, dicevo, avanti a parlare della cabinovia con il giornale. Qui c'è sul piccolo una risposta: traffico e accessibilità, ecco i pareri dei favorevoli all'opera. L'altro fronte del gruppo Trieste Cabinovia Metropolitana, favorevoli alla telecabina, così la chiamano, non per assonanza politica, bensì per convincimento tecnico manageriale. Lo premettono subito a fronte dei numerosi contrari al progetto cabinovia per ragioni di verde e vento. Nel dibattito pubblico si stagliano anche quei cittadini che nella possibilità di realizzare un impianto a Fune tra Mare e Ciglione Carsico vedono semmai una risposta moderna a sfide urbane complesse come la congestione del traffico, la transizione ecologica, l'accessibilità urbana e in aggiunta la rigenerazione territoriale. E qui ci sono le ragioni del sì alla cabinovia. Ieri invece abbiamo intervistato anche un esponente, un residente della zona interessata dalla cabinovia che è a rischio di essere espropriato dei suoi terreni, o almeno di parte dei suoi terreni. Sentiamo che cosa ci ha detto. La prima osservazione è geologica, perché il monte dove vogliono disboscare e piantare tutti questi piloni sta andando giù, lentamente sta andando giù. Il signore Enrico Pogorels è stato il più citato nella prima seduta del Consiglio Comunale dedicata alla variante sulla cabinovia. La sua casa, un altro fabbricato, un terreno boschivo di sua proprietà si trovano in prossimità del tracciato dell'impianto a Fune Mare Carso, pertanto il suo nome figura nella lista dei residenti a rischio di esproprio. In vista del dibattito, in qualità di proprietario, ha presentato alcune osservazioni su ostacoli di carattere geologico di quei terreni e sulle inevitabili ripercussioni economiche per le sue proprietà. Addirittura c'è una cava dove sul colmo dovrebbe andare un pilone che sta crollando nonostante i lavori che stanno facendo per metterla in sicurezza. Cioè tagliato un bosco per, loro dicono 20 metri in orizzontale, ma in obliquo 20 metri diventano 40. E la seconda osservazione è la completa perdita di valore e di vendibilità dei beni che sono stati accumulati per generazioni. Io stesso mi sono impegnato con dei mutui per comprarmi una casa, cioè sono tutte in questo momento invendibili, quindi ho un capitale invendibile. Una casa dove mi passa l'ovovia, mi passa dietro 24 metri e ho una casa dove un pilone, non sono espropriato, ma un pilone è a 13 metri dalla camera da letto. E avere un pilone che lavora 20 ore al giorno e la casa è assolutamente invendibile e inaffittabile. Quindi questo è un danno economico che il Comune non ha nemmeno considerato e che continua con arroganza a non considerare. E poi mi piacerebbe sapere dal Comune i soldi che hanno speso, da dove sono arrivati. Allora, queste le parole di uno dei no cabinovia e dei no ovovia. Allora sentiamo invece ora il commissario Fulvio De Grassi per la panoramica di quello che succede in città per quanto riguarda il traffico. Buongiorno. Sì, buongiorno Buccarelli, a lei e tutti i telespettatori. Ma diciamo al momento non sta succedendo niente di particolare, traffico tranquillo, la giornata si presenta dal punto di vista meteo molto piacevole, perciò è sparita al momento anche la bolla che poteva creare qualche problemino. Per quanto riguarda la nottata appena trascorsa,
uno scontro frontale tra un bus TT e un motociclista ieri sera in strada del Friuli. Il motociclista ovviamente ha avuto l'appeggio, ha riportato lesioni comunque non gravissime, anche se abbastanza serie, agli arti. Dove ha detto, mi scusi? Strada del Friuli. Invece sempre nella nottata un altro incidente, fortunatamente solo danni, però ingenti, perché praticamente sono stati coinvolti alcuni veicoli in sosta in via Felluga 47. Per il resto, per quanto riguarda la nottata, solamente i soliti controlli e interventi di routine. Per la giornata odierna, posto che, come ho già detto, al momento non abbiamo particolari interventi in atto e il traffico è tranquillo, abbiamo delle segnalazioni per movimentazione cassonetti in relazione al Triskel, che dovrebbe iniziare domani, con tutti poi da sabato tutti i divieti previsti di soste e di transito e anche di variazione della viabilità. Comunque già da oggi ci sono dei divieti in largo Caduti di Nassiria, praticamente a fianco del Ferdinandeo, per movimentazione cassonetti, sempre appunto in relazione al Triskel. Nel pomeriggio è previsto dalle 18 un presidio in Campo San Giacomo, non dovrebbe andare a interessare la carreggiata, ma non è escluso, è prevista la partecipazione di circa 20-30 persone, speriamo si limiti al rialzo della piazza. Ci sono anche da oggi divieti di sosta fermati in piazzale Straulina e Rode, ci sarà una manifestazione appunto sul piazzale dell'ex piscina Bianchi sulle rive. Per il resto, ripeto, a parte il Triskel che inizia presto, non abbiamo altre cose grosse, al momento vi ripasserei la linea. Grazie, buona giornata e buon lavoro allora a lei e ai colleghi. Anche a voi, grazie. Un saluto a tutti i telespettatori. Buon proseguimento, allora andiamo avanti con la lettura dei giornali e con in particolare la lettura del Piccolo per la cronaca di Trieste, sempre imbarcazioni occultate al fisco, le fiamme gialle ne trovano 21, i natanti ormeggiati nel golfo battevano bandiera estera ma non erano dichiarati. Il valore totale delle barche fantasma è di 2,6 milioni, sanzioni per 77.000 euro, le verifiche nei marina e nei cantieri. Fino a domenica livelli di ozono sopra la soglia d'attenzione, questa è la notizia. Da oggi a domenica l'ARPA ha previsto un innalzamento dei livelli di concentrazione di ozono in atmosfera con superamento a Trieste della soglia d'attenzione di 120 microgrammi per metro cubo. Il Comune invita pertanto la cittadinanza, in particolare le fasce più sensibili della popolazione, anziani, bambini, asmatici, cardiopatici e persone con patologie polmonari, ad adottare le precauzioni atte a limitare l'esposizione all'ozono. In particolare, secondo le indicazioni dell'azienda sanitaria, per queste concentrazioni è opportuno ventilare gli ambienti domestici nelle ore più fresche e svolgere i lavori pesanti o le attività sportive sempre nelle prime ore della giornata o in serata. All'inizio della pineta fra via Grills e piazzale 11 settembre, più luce, panche e alberi, il porticciolo di Barcola verso la riqualificazione. Vediamo il progetto. Al via la gara per l'intervento finanziato con 320.000 euro, il cantiere dopo la Barcolana, prevista una passeggiata a mare con nuova pavimentazione. Ancora avanti, sempre sul Piccolo, novantenne truffata da finti carabinieri, la vittima consegna 50.000 euro in oro. Il sedicente maresciallo dell'ARPA ha invitato l'anziana a racimolare i suoi preziosi per aiutare un parente responsabile di un grave incidente. Un complice ritira il bottino e poi si dà alla fuga. La denuncia al commissariato di polizia di Muggia, un colpo messo a segno in località Fontanella, in una zona isolata e senza telecamere, quindi non si ferma la scia di truffe ai danni degli anziani, e anche noi ce ne siamo occupati con un servizio di questa maxi truffa, in realtà per l'entità del bottino che i truffatori sono riusciti a portare via a questa signora anziana a Muggia. Allora vediamo il servizio di Gianluca Paladin. Un'altra maxi truffa ai danni di un'anziana. Questa volta il bottino è più che eccellente, 50.000 euro in gioielli d'oro.
Non si placa il fenomeno che vede la provincia di Trieste nel mirino di bande di criminali che provengono da fuori regione, come già evidenziato dall'operazione dell'Arma dei Carabinieri denominata Fumo del Vesuvio. In questo caso a seguire le indagini è la Polizia di Stato, precisamente il commissariato di Muggia. L'episodio è avvenuto ieri mattina nella località Fontanelle. Sulle indagini vige il massimo riservo, ma secondo quanto appreso, un giovane di 30 anni vestito con maglietta bianca e pantaloni scuri si è presentato a casa della vittima designata per riscuotere quanto pattuito. L'uomo, infatti, con la complicità di un centralinista, ha aggirato l'anziana con la scusa del falso incidente di un familiare. Per levarlo dai guai sarebbe stato necessario pagare una grossa somma di denaro che poi il trentenne sarebbe passato a riscuotere. E così è stato. Sul posto sono arrivate le volanti della Polizia di Stato, ma il truffatore aveva già fatto perdere le proprie tracce. Ora ci dobbiamo fermare per una piccola pausa pubblicitaria, restate con noi. Bentornati in diretta, allora torniamo alle 7:34 del mattino alla cronaca di Trieste per quanto riguarda le pagine interne del Piccolo, poi andremo a vedere il Giornale Nazionale, il Corriere della Sera, ma ci sono altre notizie sulla viabilità. C'è dell'asfalto, chiuso il cavalcavia di Santa Barbara, nuovo incendio, principio di incendio lungo l'autostrada ieri sempre in altopiano, poi serbatoio danneggiato, sversamento di gasolio da un'auto articolato al varco 4 del punto Franconuovo, traffico bloccato in via Vergerio per la manovra sbagliata di un camionista che ha letteralmente bloccato il traffico ieri nella tarda mattinata. C'è un caso di meningite al Coroneo, scatta la profilassi per 110 persone, il paziente si trova ora in isolamento in terapia intensiva in condizioni stazionarie. E qui veniamo alla maturità, scelti dai ragazzi il giudice Borsellino e la parola rispetto, i temi delle idee. Sono le tracce più ricorrenti, ma c'è chi preferisce Pasolini passando per i social fino agli anni 30 e il New Deal. Queste le scelte dei vari maturandi che abbiamo intervistato anche noi ieri all'uscita ad esempio dall'Istituto Sandrinelli Carli da Vinci. Allora risentiamo insieme che cosa ci hanno detto. Prima prova, quella di italiano per i 1465 studenti impegnati con l'esame di maturità qui a Trieste. Siamo andati a sentire quali delle 7 tracce proposte dal Ministero sono state scelte. Ma bene, in realtà pensavo tracce più difficili, ma erano comunque accettabili, ecco, con dei testi abbastanza lunghi da poter, diciamo, orientarci un po' per fare il tema completo. Che cosa hai scelto? Ho scelto la traccia B2, che riguardava il rispetto ed era un testo di Riccardo Maccioni. C'era anche uno sui social ma mi sembrava troppo banale per farlo e allora ho scelto quello sul rispetto. Ecco. Ero indeciso tra la prima che parlava di una poesia di Pasolini, sì, molto bella e molto attuale anche, e con il tema C1 che era di Borsellino, che alla fine ho scelto. Perché anche quello è molto attuale e va a riprendere un po' anche tutto il percorso di studi che abbiamo fatto, perché abbiamo fatto moltissimi incontri con per esempio la scorta Falcone. La C, che era un tema sulla mafia. Quella su Borsellino, insomma. Cosa ti ha interessato in particolare di questa traccia? Sinceramente mi sembrava la più semplice, quindi per questo ho scelto quella. Ho scelto anch'io la C1, che era quella sulla mafia di Paolo Borsellino. E appunto perché mi sembrava la traccia più fattibile, anche perché siamo andati in teatro a vedere lo spettacolo ed era quella che mi ispirava di più. La proposta B2 che si trattava principalmente sul rispetto, cosa che secondo me al giorno d'oggi continua a mancare e per questo l'ho scelta. Come ha visto i ragazzi di questi istituti? Poi la prova che
forse preoccupa meno. Ben domani si vedrà che cosa succede. Qui abbiamo tanti indirizzi, quindi ci può essere una prova di inglese, la seconda prova di inglese è comunque stabilita dal Ministero, abbiamo informatica, abbiamo economia aziendale e poi ci sono le prove dei professionali nuovo ordinamento che martedì hanno ricevuto i nuclei fondanti ed è una prova elaborata dai docenti, mentre il Serale, che ha il vecchio ordinamento, avranno anche loro una prova centralizzata, cioè che arriva dal Ministero ed è su igiene. Allora, torniamo sempre a vedere le notizie sul piccolo. Qui viene intervistato Francesco Carelli, insegnante da poco, tecnico pratico di navigazione, pareri diversi dei docenti in merito alle opzioni fornite dal Ministero in commissione a soli 22 anni, argomenti trattati alla fine. Incursioni dei Maranza in via Locchi, Sain mettono in scacco la società, intervento della Polizia di Stato. I minori si sono intrufolati sul campo del Sant'Andrea anche martedì con la sagra chiusa. L'appello del Presidente: le famiglie ci stiano vicine per aiutare i giovani sani che vogliono fare sport. Ne avevamo parlato anche noi nei giorni scorsi. Barriera San Giacomo, parcheggi irregolari, Fratelli d'Italia chiede più controlli. Ancora sempre sul piccolo di Trieste, al giardino pubblico De Tommasini tornano stasera i film del cinema all'aperto, lo stop alle proiezioni per un guasto tecnico. La rassegna nell'unico spazio della città avrebbe dovuto iniziare sabato scorso, in mezzo anche Shorts e Nord-Est. Quindi riprendono insomma le proiezioni all'interno del giardino pubblico, quindi le proiezioni all'aperto. Trafugata a Muggia la statuina della Madonna, visti due giovani allontanarsi con l'opera del Settecento. Don Destradi dice impieghino il loro tempo in modo più costruttivo. Nella chiesa di San Francesco in via Dante, furto sacrilego nel cuore del centro storico di Muggia, è stata rubata la statua lignea settecentesca di Santa Elisabetta custodita all'interno della chiesa di San Francesco in via Dante. L'episodio risale al pomeriggio di martedì e gli autori sarebbero due ragazzini che sono stati visti intorno alle 18:30 girarsi con la statua fuori dalla chiesa. Il sindaco Polidori: gestire con razionalità il problema cinghiali, la replica del primo cittadino muggesano all'articolo che avevamo visto ieri sul giornale. Poi ancora ricovero a Opicina per l'automedica contro i danni da raggi solari, apparecchiature, medicinali e bombole sono particolarmente sensibili al calore. Donato un furgone al gruppo volontari per il trasporto dei disabili a Duino Aurisina. E poi a Muggia, coperta con il bitume la buca sul ponte Ospo, ne parlavamo già ieri. Allora andiamo a vedere il piccolo di Gorizia e Monfalcone. Saltiamo per il momento le pagine dedicate al weekend che trovate oggi in entrambe le edizioni del piccolo naturalmente. Allora vediamo il simbolo della grande guerra, il Sabotino, museo a cielo aperto, iniziati i lavori di sistemazione, questo a Gorizia. E poi perde il controllo dell'auto a Montesanto, è successo sempre ieri. Anche qui a Gorizia le tensioni dei liceali figli del Covid, fra virgolette, per il primo vero esame. E poi al Politecnico si snobba Pievani e ci si affida alla traccia sui social. Le parole di Borsellino su Giovani e Speranza ispirano i candidati bisiacchi, questi appunto i candidati del Monfalconese e Staranzano. Spiazzati dal testo di Pasolini, il Brignoli puntava tutto sull'intelligenza artificiale. Siamo ancora a Monfalcone, animazione sul mare, qui vediamo i siti chiave dell'estate monfalconese, il punto ristoro del nuovo Maxi Pontile alla Northeast Events, la concessione del chiosco Marina Iulia affidata a questa società, il locale del rinnovato Porticciolo Sauro, eppure la discoteca EM di Bistrigna. E sulla terrazza spuntano 3 nuove scalette, questa è l'installazione. Quando la creatività allunga la vita, 101 anni, Bressanutti esporrà in Cina, 26 riproduzioni su carta di riso antico
artigianale da lui autografate in mostra da settembre al Caibing di Shanghai. Questa è la notizia, insomma, di questo artista che ha 101 anni. Andiamo ancora sempre nelle pagine di Gorizia, ecco qui, allora vediamo che si parla ancora dei nodi della sanità, attività chirurgica ridotta del 25% in estate con i piani ferie di Asugi, tagli contestati dai sindacati, senza esito il confronto promosso ieri in prefettura a Gorizia dopo la proclamazione dello stato d'agitazione. Prossima riunione il 17 luglio, qui vediamo insomma il vertice che non ha prodotto risultati, il direttore sanitario dell'azienda respinge le critiche di Will e Nursind e parla di sistema sotto controllo. Ieri ci siamo occupati anche di un'altra vicenda che riguarda l'Isontino, che riguarda in particolare Gradisca, che riguarda il CPR di Gradisca, il centro per i migranti. È spuntato un video shock di quello che sarebbe successo appunto all'interno della struttura, allora rivediamolo insieme. No. Un uomo seminudo che corre fra le celle, poi, raggiunto da agenti in tenuta antisommossa, viene accerchiato e portato in un'altra stanza. Lo stesso uomo, in un secondo video, che scegliamo di oscurare, appare esanime, grondante di sangue. A pubblicare il video shock del presunto pestaggio è stata la rete No CPR. Da mesi all'interno della struttura di Gradisca di Isonzo vanno in scena proteste a causa delle condizioni di vita. Diversi gli episodi in cui i detenuti hanno cercato di fuggire dal centro. Queste immagini invece si riferiscono alla notte fra il 5 e il 6 giugno e alcune proteste fra i detenuti si sarebbero innescate anche a causa di un sospetto focolaio di scabbia. Gli attivisti della rete No CPR affermano di ricevere in continuazione segnalazioni di vario tipo, dal rischio di malattia alla sporcizia nelle celle, ma anche episodi violenti. La struttura è da tempo ormai al centro delle polemiche, con attivisti e alcune parti politiche che ne chiedono la chiusura. Dopo la pubblicazione di questo video, in qualche modo trapelato dal centro, ecco che si riaccendono le polemiche sulla funzione del CPR e sulle condizioni di vita al suo interno. Allora, queste le ultime appunto per quanto riguarda il sito, il centro per i rimpatri dei migranti di Gradisca di Isonzo. Allora torniamo al Corriere della Sera per vedere un po' le notizie internazionali. Qui c'è tutta la tensione internazionale appunto per quello che accade in Iran. Trump potrei attaccare o meno, Khamenei lo avverte, arrenderci non accadrà mai. Putin parla di soluzione che garantisca gli interessi di entrambi. Fonti iraniane aprono alla possibilità di un incontro con Donald domani a Ginevra, colloqui con i ministri degli esteri europei. Situazione delicatissima in questo momento, qui vediamo anche i protagonisti. Teheran rivendica il lancio di missili ipersonici verso Israele, sgomberate 2 basi americane in Bahrain e Qatar, movimenti di truppe e mezzi di Washington a sostegno dell'IDF, portaerei e caccia nello scacchiere, gli USA pronti per ogni scenario. Ancora sempre avanti sul Corriere della Sera, alla Casa Bianca i consiglieri compatti con Donald, la destra maga contro la guerra. E ancora il campo, allora l'esercito israeliano ha identificato 3 categorie, comandanti settore missilistico e impianti nucleari. Teheran ha lanciato 400 dei suoi 2000 vettori, bersagli incrociati. L'operazione prende forma a febbraio, in 6 giorni Israele ha colpito 1100 obiettivi, l'Iran spara vicino a ministeri e intelligence. Ancora avanti in Iran, ora si raziona la benzina, la fuga questione di fortuna, l'odissea di chi scappa dalla città, un viaggio di 10 ore, chiuso l'80% delle attività. Oltre 1/3 della popolazione ha ormai lasciato la capitale, su Telegram si offrono alloggi e passaggi agli sconosciuti, l'angoscia di chi resta, che faccio se mi distruggono casa?
Vediamo ancora qui il ruolo chiave dei Pasdaran per un cambio al vertice, l'ipotesi di un generale al posto della guida suprema. I guardiani della rivoluzione tra lealtà al leader e scenari di rottura. Il racconto, la guerra porta incertezze e domande esistenziali, come si vuole vivere il resto della vita e con chi. Nel disordine i figli e gli affetti rimangono delle bussole, le notti nel rifugio, il nuovo amore nato sotto i missili diario da Israele. L'essere umano è capace di male e capace di bene, la scelta è nelle nostre mani. Questo è il diario di Escol Nevo, 53 anni, scrittore italiano e autore tra gli altri di Nostalgia, romanzo ambientato nel tempo dell'omicidio di Rabin e tradotto in molte lingue. Vediamo ancora la linea Trump sulla guerra e tenersi aperta ogni opzione. La valutazione: sono molto preoccupato dal modo in cui si prendono ora le decisioni negli Stati Uniti. Tutto dipende da un uomo solo, imprevedibile. L'analista Zaccaria: se Israele ha successo, il presidente vorrà dei meriti. Putin: riarmo NATO, non ho paura, pronto a vedere Zelensky. Vediamo Francia: Macron si propone come mediatore ma senza il rischio di apparire debole. Germania: la lingua tagliente del cancelliere, la bussola di Merz e la Realpolitik. Allora andiamo ancora avanti, sempre nello scenario internazionale c'è anche la premier italiana Giorgia Meloni, le trattative di Meloni al G7, un ponte tra i leader distanti. USA sia la legge sulle criptovalute, paletti per i deputati, non per Trump. È la prima misura per regolare il settore. Solo nel 2024 il presidente ha guadagnato 57 milioni. Francia: il no all'ambientalismo punitivo, stop alle ZTL in città, Le Pen e Mélenchon esultano insieme, vittoria culturale. L'aborto in Inghilterra non è più un reato, svolta in Parlamento dopo 164 anni. La legge vittoriana prevedeva l'arresto. Andiamo ancora avanti, in aula la separazione delle carriere, la sinistra attacca, state forzando. Nordio in Senato, obiettivo il sì entro ottobre, poi il referendum, l'ANM, si rischia il conflitto. Nuova lite sul terzo mandato, anche qui Tajani: io non mi vendo per un piatto di lenticchie, a fondo del leader di Forza Italia. Salvini: serve un cambio di impostazione. Continua a far discutere con toni anche abbastanza accesi la questione del terzo mandato. La piazza anti-riarmo europeo, tormenti e scontri nel campo largo. Riformisti PD all'attacco, crea confusione. Un caso il forfait 5 Stelle al pranzo NATO. Ancora drammatico lo spopolamento al sud, il ministro dell'economia Giorgetti: con il declino demografico intere comunità destinate a scomparire. Poi da Parigi alla Campania, la rintrée di San Giuliano come capolista di Fratelli d'Italia. Il partito lo vuole, l'ex ministro, ora corrispondente Rai, ci pensa. Ancora avanti, Pasolini: intimo l'isolamento del giovane poeta. Angelica e Tancredi nel Gattopardo, un po' di storia d'Italia. Brandon: la crisi del 29, la reazione degli USA guidati da Roosevelt. Meldolesi e Lalli: l'indignazione motore dei social. Qui sono alcune delle tracce della maturità. Ancora un linguaggio corretto contro la violenza, il pensiero di Maccioni, e Borsellino ai giovani: le frasi di speranza prima della strage. Questi sono stati i temi più scelti a Trieste. E poi i nativi climatici, la mia traccia sul destino della terra, loro sono il futuro, il vicolo cieco tra sviluppo e costi ambientali. Ancora la coppia di Villa Pamphili, la cronaca, i 3 mancati controlli, la polizia apre un'inchiesta, gli agenti li lasciarono andare sebbene fosse un caso da codice rosso. Qui vediamo lo scatto, l'unica foto che al momento si possiede della donna di Villa Pamphili, e questo scatto avuto da chi l'ha visto, relativo alla sera del 20 maggio quando la polizia intervenne per una lite fra lei e l'uomo.
l'ha uccisa Galul, mio genero si sbaglia, la madre di Alice Neri, parla il caso di Modena. Allora torniamo sul piccolo per vedere anche la notizia dell'ultimo giorno della direttrice del Museo Storico e del Parco di Miramare, Andreina Contessa. Miramare, il segno di Contessa, mai più degrado. Il bilancio della direttrice del Museo Storico e del Parco, giunta al termine dei 2 mandati, creato un sistema di monitoraggio costante. C'è un team competente che saprà continuare. Qui ci sono alcune immagini, anche noi ce ne siamo occupati con un servizio, con un'intervista realizzata dal nostro Umberto Bosazzi proprio all'uscente Andreina Contessa su Miramare. Possiamo vederlo insieme. Non so se i triestini sono consapevoli che anch'io voglio bene a questa città e non mi fate parlare. Si commuove Andreina Contessa, la direttrice del Museo e del Parco di Miramare. Al suo ultimo giorno affida ad un momento di studio il bilancio ma anche le prospettive di un luogo che in mano sua è rinato e che i triestini stanno nuovamente sentendo parte del proprio DNA, non solo culturale. C'è un grandissimo aumento dei visitatori, è aumentato anche il bilancio di Miramare, è quasi quintuplicato in questi anni, sono aumentate molto anche le entrate che vengono perché sono stati fatti dei buoni contratti anche di concessione e quindi è tutto in aumento, è tutto in miglioramento. Certo c'è ancora molto spazio per lavorare. Giova ricordare che Andreina Contessa prese in mano una realtà immobile e che quando iniziò a restaurare il parco, ad esempio, partì dalle zone meno frequentate, ma allora più bisognose di interventi. E giova ricordare che grazie al suo lavoro Miramare ha tessuto una rete di relazioni importantissime con altre realtà culturali, ma non solo, del territorio. Guardandosi indietro, il lavoro fatto è veramente enorme. Sono stati portati a casa tutti gli obiettivi che mi ero prefissa e anche di più. Grandi restauri, rimettere Miramare in un contesto culturale nazionale e internazionale, dargli quel ruolo culturale che da sempre io pensavo dovesse avere. Chissà che in ultima analisi non sia stato il modo di lavorare di Andreina Contessa, refrattario ad ogni ipotesi di fuga in avanti, ad aver colpito i triestini, quei triestini che oggi non vorrebbero lasciarla andare. Non ho fatto promesse che non potevo mantenere, ho sempre parlato delle cose una volta che le avevo quasi compiute o compiute. E penso che questo sia stato colto come un segno positivo di buona volontà, di determinazione, ma anche di una visione che sia larga, che sia lungimirante e che non sia puntata al risultato immediato. Ci sono dei progetti che ho cominciato che sono bellissimi, che si svilupperanno in futuro, come quello della banca dei semi, questi semi per il futuro, che andrà avanti per generazioni e questa è una cosa che mi fa commuovere. Queste le parole di Andreina Contessa. Allora andiamo ancora al giornale, sempre parlando di Vienna e di Massimiliano, da Vienna a Trieste nel 2026, reperti egiziani di Massimiliano, attesa una nuova grande mostra, l'esposizione allestita grazie al prestito dal Kunsthistorisches Museum, l'ultimo atto da direttrice del Museo Storico e Parco del Castello di Miramare di Andreina Contessa. È un regalo prezioso alla città di Trieste, l'annuncio dell'arrivo della collezione egizia di Massimiliano d'Asburgo, una notizia che rilancia il ruolo di Miramare come punto di riferimento culturale internazionale, riporta l'attenzione su un aspetto meno noto ma affascinante della figura dell'arciduca, la sua passione proprio per l'antico Egitto. Torniamo al piccolo di Trieste sulle pagine sportive, Champions da onorare, il presidente Mattiasic, un'impresa storica da neopromossi, il GM Arcieri, rimbocchiamoci le maniche per essere pronti. Questo è il basket di Serie A, ce ne siamo occupati anche noi ieri per quanto riguarda proprio questo Basketball Champions League. La Pallacanestro Trieste dunque partirà dalla regular season. Allora rivediamolo insieme.
È ufficiale, la Pallacanestro Trieste partirà direttamente dalla regular season che prenderà il via il 7 ottobre nella prossima Basketball Champions League, evitato quindi il turno di qualificazione. La lista delle 29 squadre partecipanti al torneo è stata ufficializzata nelle scorse ore e il sorteggio dei gironi si svolgerà in Svizzera a Losanna mercoledì 2 luglio. Insieme alla Pallacanestro Trieste, che torna a disputare una competizione continentale dopo 23 anni, anche Trapani ammessa alla regular season. Questo storico risultato permetterà a Trieste di competere fin da subito nel tabellone principale della prestigiosa competizione, che vedrà la partecipazione di 32 squadre provenienti da tutta Europa, tra cui ben 16 campioni nazionali. Questo storico ritorno in Europa, si legge nella nota della Pallacanestro Trieste sul proprio sito, è un successo di tutta la famiglia biancorossa, dalla proprietà alla dirigenza, dallo staff ai giocatori, passando dai nostri insostituibili sponsor e arrivando fino a tutte le persone che lavorano dietro le quinte. Il ritorno in Europa è un momento storico che vogliamo dedicare ai nostri incredibili tifosi che non hanno mai smesso di sostenerci, nemmeno nei momenti più difficili. Conclude così la nota. Non vediamo l'ora di iniziare questa nuova avventura insieme a voi. E parliamo ancora sempre nella pagina sportiva del piccolo, i campionati tricolori, possiamo vederlo sul giornale, i campionati tricolori juniores sbarcano a Trieste per quanto riguarda il ciclismo su strada. Sabato e domenica oltre 400 atleti impegnati nella rassegna nazionale organizzata dalla SC Couture tra Carso e Costiera. È tutto pronto a Trieste per accogliere gli oltre 400 atleti che si sfideranno ai campionati italiani juniores di ciclismo su strada. I dettagli dell'evento, che andrà in scena sabato 21 e domenica 22 giugno, sono stati presentati ieri nel salotto azzurro del municipio dal sindaco di Piazza, l'assessore allo sport Elisa Lodi, dal consigliere regionale Michele Lobianco, dal presidente della SC Couture Francesco Seriani e dal sindaco di Sgonico Monica Crovatin. Questa è la presentazione dell'iniziativa, ne parleremo se vorrete fra poco insieme all'ospite che è proprio Michele Lobianco, consigliere regionale di Forza Italia. Ci fermiamo per una piccola pausa pubblicitaria e ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta, 8:04 del mattino. Diamo subito il buongiorno a Michele Lobianco, consigliere regionale di Forza Italia. Buongiorno. Buongiorno a tutti i telespettatori. Buongiorno. Ben arrivato. Allora, io vedo già subito una telefonata. E allora? So se c'è la conferma, credo di sì. Allora, il buongiorno si sente dal mattino. Si sente dal mattino. Allora, vediamo chi è che ci dà il buongiorno. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Sono Maria Fulvia. Maria Fulvia, buongiorno. Buongiorno, guardi, io non posso più ascoltarvi purtroppo perché mi è cambiata completamente la vita e devo fare una vita un poco differente da prima, quando vi seguivo tutti i giorni. Allora, vorrei portare un problema. La mia vita adesso comprende questo. Io ho 83 anni, prendo la 20 delle 6 del mattino e mi faccio mezz'ora di tragitto. Devo purtroppo badare a una persona che sta anche peggio di me. Io sono messa molto male, ho molte difficoltà di deambulazione, la stampella e di recente ho fatto una brutta caduta, insomma sono in questa situazione, però devo continuare a fare le cose come facevo prima. Quindi io mi faccio mezz'ora nella 20, all'andata alle 6 del mattino è abbastanza bello, fa fresco, sì. E poi anche poi tante volte devo andare avanti e indietro per comprare delle cose, portare e sempre, allora mi faccio il pomeriggio e altra mezz'ora nella 20. Adesso questo 20 è diventata l'inferno da quando va a Barcola, perché sia all'andata che al ritorno è piena zeppa di ragazzi che vanno al mare, non so se vanno a Trieste al mare a Moggia e viceversa. Fatto sta che io non posso stare in piedi, non posso, perché anche mi manca l'aria e quant'altro. Per cui questi non cedono il posto. Io non glielo chiedo,
E tante volte gente quasi anziana come me lascia il posto e io devo purtroppo sedermi, non posso stare in piedi. Ne ha pienamente diritto, signora Maria Fulvia. Come? E ne ha pienamente diritto, voglio dire, insomma. Lo so, sì. Però guardi, perché se uno chiede il posto, prendono in giro fra di loro, è una cosa che io non so come ovviare. Oggi ho evitato di andare, però ecco, non ho fatto quello che dovevo fare perché tra l'altro anche stavo proprio male, però domani c'è anche lo sciopero. Però questo fatto della 20 che va a Barcola è diventato veramente un inferno, non potevano fare una cosa di questo genere, dovevano eventualmente aggiungere degli autobus e invece hanno gli orari di sempre. Io volevo sapere, quando c'è quel cartellino dove c'è il disegno di una persona con un bastone, ma io volevo sapere se è un suggerimento o un diritto e non si può essere presi in giro perché si chiede, è evidente il mio stato. Ha ragione nel modo più assoluto. È una allora, la signora si chiama Maria Fulvia. Signora Maria Fulvia. Buona giornata. Vede signora Maria Fulvia, mentre lei parlava mi ha ricordato esattamente quel che è successo a mia madre l'altra settimana, che ha 84 anni, adesso non ricordo la linea, ma in Viale D'Annunzio, dove mia madre, che ha anche difficoltà in buona sostanza insomma, di movimento, per tutta una serie di cose, entra, sale in autobus, pieno di ragazzi, nessuno si alza. Io ai miei tempi, io ho 60 anni, ai miei tempi i miei genitori a scuola eccetera ci insegnavano, ma non serviva perché si viveva in una situazione etica tale, certo, di educazione tale che era, come dire, scattava in automatico. Noi ragazzi quando vedevamo una persona anziana eccetera ci alzavamo e lasciavamo il posto. Lei quindi oggi ci racconta, adesso c'è una telefonata, chiedo scusa al telespettatore ma vorrei fare un ragionamento e poi dare insomma, anche una risposta su questo. No, lei racconta, vede, già con questo una situazione sociologica, cioè di una società che ahimè è dannatamente cambiata in peggio, perché non vi è più quella sensibilità, non vi è più quella educazione, non vi è più quello. Certo, tutti abbiamo una nostra responsabilità. Ora, non facendo un'analisi, poi insomma, siamo a Sveglia Trieste, poi ci servono delle belle ecco, quando fate Trieste in diretta, potete invitare il sociologo, insomma qualcuno che racconti qualcosa di questo. Io, vede, raccolgo ciò che lei dice, non andrei ad analizzare il tema della 20, guardi, noi a Trieste abbiamo uno dei sistemi di trasporto pubblico, secondo me, non perché voglio essere l'oste che vende il suo vino, che è il migliore, ma in assoluto il migliore d'Italia. Guardi, io non viaggio quel che posso, ma insomma mi viene raccontato che viene da fuori che è stata messa appunto, anzi per diluire in realtà la presenza a bordo sulle altre linee che portano a Barcola e quindi è tutta una serie di... Ecco, io parlerò con il Presidente Marzi e gli suggerirò una campagna di educazione vediamo come la può intendere la Trieste Trasporti. So che la Trieste Trasporti ha un presidente molto sensibile a questo, assieme anche ai suoi come dire, responsabili della comunicazione, per rinfrescare la memoria etica di questi giovani, che in effetti lei mi racconta, mia madre mi ha raccontato, ahimè, non sono le prime segnalazioni. Quindi, guardi, raccolgo il suo, non tanto sul tema della 20, guardi, quello, ecco, ma magari come si fanno tutte quelle campagne educative contro, attenzione, le truffe, no? Tutte quelle cose lì, dobbiamo andare a, come dire, a riportare, a ricondurre certo tipo di mentalità, ahimè, deviata, no? Sui binari del giusto vivere. La ringrazio. Grazie Maria Fulvia, le siamo vicini. Comunque raccolgo bene, guardi, creda mi impegnerò su questo. Mi impegnerò su questo perché questo è uno dei temi sull'educazione, ma magari dovremmo parlarne in un'altra trasmissione. Prego. Allora, c'è una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Sergio. Sergio, buongiorno.
Mi associo assolutamente con il signor Lobianco, in quanto proprio adesso devo prendere le mie grucce e andare dal medico. Ho anche 83 anni, quindi siamo con la signora in sintonia perfetta, quindi le do perfettamente ragione, ma non era questa la mia domanda che volevo fare, la mia idea. Allora noi abbiamo avuto in questo ultimo periodo diciamo l'esigenza dell'entrata nord a Trieste, quindi Barcola praticamente, no? Però ci siamo dimenticati che abbiamo anche un'entrata sud. Entrata sud che significa partire con l'automobile, un turista viene con l'automobile, quindi fa officina, fa diciamo l'area di ricerca, viene giù per la galleria, arriva in via Ippodromo praticamente, gira per via Cumano e trova un deserto dei Tartari, c'è solo il museo del Riquez e il museo di storia naturale. Quella zona, che era una zona militare piena di caserme, è abbandonata a se stessa, non c'è nessuno. Quindi si potrebbe usufruire del capolinea della 11, quel piazzale e tutto il circondario del museo praticamente, da via Tomins, ecco, e creare dei parcheggi, prendere la 18, la 18 magari potenziata in qualche maniera in determinate ore dove ci sono i turisti, e i turisti vengono in città, in piazza della Borsa, e quindi possono stare quanto tempo vogliono con un biglietto dell'autobus che costa niente praticamente, perché abbiamo un servizio autobus, come diceva Lobianco, eccezionale a Trieste, tutti lo dicono, no? E quindi si potrebbe usufruire la zona di via Cumano, via Tomins e il piazzale finale dove gira, dove fa capolinea la 18, per usufruire anche dei musei. I musei, i musei di storia naturale di Enriquez, nessuno sa che esistono. I turisti non sanno neppure che esistono, perché sono talmente lontani non geograficamente, ma lontani proprio, collocati proprio lontani, no? Quindi chi viene da Montebello praticamente fa 10 km in più in macchina, che non è niente, si sta 10 minuti, trova il parcheggio, va in museo, viene in Piazza della Borsa e quindi Piazza Unità e quindi Cavana e quindi tutta la zona del Borgo Teresiano, e si usufruisce di parcheggi da sud, anziché sempre parlare da nord. Questa sarebbe una delle parziali soluzioni, insomma, al problema del flusso turistico aumentato e del traffico, naturalmente la carenza di parcheggi. Grazie Sergio. Buongiorno signor del Sergio. Suggerimento. Sì, allora sono due temi. Il tema del Museo del Riquez, all'inizio, quando è stato spostato, vi era questo atteggiamento così d'opinione che è lassù, no? Dopodiché oggi già da tempo, insomma, noi sappiamo che il turista è molto attento, e quindi con tutti i mezzi, guardi, con questo strumento qua ormai sanno dov'è tutto, no? E quindi, anzi, io quando passo a quelle parti vedo tutta una serie di turisti che vanno, insomma, che seguono, no, tutto, le indicazioni del navigatore, e comunque arrivano. Ecco, io mi ricordo a Londra diversi anni fa, ci sono tutta una zona di musei, poi per andare a un altro museo, adesso non ricordo quale, ho dovuto farmi tutto un giro eccetera, poi l'ho raggiunto molto lontano dal centro. Quando uno ha interesse va. Poi non vorrei dire cosa sbagliata, ma anche quel museo sarà in una prossima fase, quando il Porto Vecchio sarà ristrutturato, poi trasferito ovviamente in Porto Vecchio. Lei racconta di una soluzione, io non andrei a raccontare quella di via Cumano, ecco, perché lì obiettivamente abbiamo tutta una serie già di criticità che ci vengono segnalate dai residenti, con questo, anzi lo racconto nuovamente qui a Tele4, con l'utilizzo di quel piccolo, come dire, di quel giro bus e quel piazzale in fondo, no, che a valle del solco vallivo che porta poi a Catinara,
di un utilizzo invece di ditte di trasporti che vanno e scaricano la merce, caricano la merce, no? Quasi una piccola piattaforma logistica, no? E tutti i residenti di Via Cumano sono arrabbiati perché a tutte le ore del giorno e soprattutto della notte quel luogo è utilizzato con quel fine che non è proprio. Ma il suo ragionamento, che è quello di consentire, come dire, una rete più minuta e diffusa di luoghi dove uno può lasciare la macchina, puoi prendere il bus e magari andare in centro, è un'idea assolutamente, peraltro è sempre stata l'idea di una parte degli urbanisti specializzati in mobilità, che sono quelli che dicono la macchina deve essere fuori, poi si prende o il bus o chi vive in altre città, la metropolitana, e arrivare in centro, che è un'idea assolutamente plausibile, anche se oggi la tendenza è più quella di raggiungere il più possibile il centro in una fascia periferica meno come dire, lontana. Ecco, quindi l'idea può essere valida dal punto di vista generale, quel luogo è un luogo già attenzionato per questo tipo di cose che le dico, ma l'idea che lei, come dire, racconta di creare o di utilizzare sedimi stradali o, come dire, magari lei ha raccontato di caserme, ecco, se ci sono dei luoghi che a un certo punto inservibili si potrebbero trasformare in parcheggio a raso, senza fare grandi cose, e lì. E quindi sono idee come dire, che si possono raccogliere e introdurre in un eventuale piano del traffico, ma io qua mi fermo perché non essendo più in comune non voglio creare, chiedo scusa, piano parcheggi, perché esiste il piano del traffico e il piano parcheggi per integrati, però sono che due cose assieme, distinte, ecco. No? Esatto. Invece Regione vi state occupando dell'assestamento di bilancio, insomma a livello di giunta, sì. C'è stato il via libera definitivo ieri proprio dalla parte della giunta, tutte questa manovra, possiamo chiamarla così, 864 milioni, infrastrutture fanno la parte del leone anche in questo caso, come spesso accade, e andrete poi a discutere poi anche a livello di Consiglio regionale, no? In particolare di alcuni provvedimenti poi che la vedono proprio come relatore, no? di maggioranza, che riguardano la casa, se non sbaglio. Sì. Allora, dell'assestamento di luglio ne parleremo tutto luglio, quindi avremo ampie, esatto. Perché inizieranno i lavori in aula sia delle commissioni che poi, quindi avremo tante occasioni, quindi ne parleremo poi come dire, settore per settore, quindi, mentre, e questo è importante perché spesso il cittadino vede molto lontana la regione, no, come ente. Io la prossima settimana ci occuperemo di due leggi importanti che veramente toccano il cittadino e che riguardano il bene casa. Voi dovete sapere, cari telespettatori, che i cittadini, quasi il 77% dei cittadini del Friuli Venezia Giulia sono proprietari di casa, della casa in cui abitano, no? E questo è un dato. E quindi questa legge cosa si occupa? Da una parte punta alla rigenerazione, al recupero del patrimonio immobiliare esistente. È una legge che non punta a costruire, a consumare suolo, terreno, eccetera. Non punta alla costruzione, ma punta al recupero di case, di appartamenti, di dimore. Come? Con la prima legge, con la creazione di misure di contribuzione, cioè con dei contributi, a chi recupera il proprio alloggio, lo ristruttura, con tutta una serie di paletti che adesso qui non andrò a decantare. Quindi recuperare, riqualificare, ristrutturare il proprio appartamento o l'abitazione. È dedicato fondamentalmente ai proprietari, ai piccoli proprietari o alle imprese. Sulla ristrutturazione, quindi una misura di contribuzione, quindi alla semplice ristrutturazione del proprio appartamento, l'altra invece, un'altra misura di contribuzione per la rigenerazione energetica. Sapete tutta la vicenda che ci accompagna ormai, insomma, ci sono fasi storiche ormai, noi avremo, insomma, quelli della mia generazione avranno questa cosa
della rigenerazione energetica, poi quelli che succederanno a me, altri saranno altre fasi, insomma abbiamo questa cosa, e quindi chi ha un appartamento, chi ha una casetta e vuole fare il cappotto o vuole fare altre forme di rigenerazione energetica, cioè mettere, avrà anche lì, secondo tutta una serie di paletti che verranno decisi con i bandi, e per i bandi ci ritroveremo a settembre, verranno stabiliti dei contributi. Uno degli elementi che spesso si dice, ma chi non ha, ecco perché questo è creato per chi magari non ha dei denari, no? Quindi l'ISE è anche un certo basso, quindi tu non è dedicato a chi è ricco, e quindi è dedicato a chi ha un ISE basso e che non ce la può fare con i suoi mezzi. Bene, vi è una formula che grazie ad di fronte a un progetto e un preventivo, la banca ti darà una fiduzione e la regione ti darà già il contributo. Chiaro. Perché cosa accadeva? Accadeva che chiaramente se tu non ce li hai questi soldini già per iniziare cioè se tu chiedi un contributo vuol dire che non ce li hai i soldini, parliamo per quelli con l'ISE 20.000 in giù. E chiaramente tu devi dare una mano. Ecco, allora questa è una legge, ve l'ho detta così, in modo semplice, magari quando verrà approvata, magari Tele4 può portare qui un architetto, un geometra e la potrà raccontare, o un tecnico. L'altra invece è una legge che come dire, recepisce la legge salva casa di rango nazionale, ma la cuce in modo sartoriale sulla regione Friuli-Venezia Giulia, ed è quella legge che finalmente come dire, consente a tutti i proprietari di case, al proprietario dell'appartamento fondamentalmente o di una casetta eccetera, di mettere finalmente a norma la propria abitazione, che magari ha subito delle difformità piccole, parliamo di centimetri, parliamo di situazioni modeste, no? Non è una sanatoria perché uno ha costruito un piano in su, non è uno che si è allargato, no, parliamo di quelle difformità che tengono in scacco tanti piccoli proprietari, famiglie, che hanno comprato una casa non so quanto tempo fa, negli anni 70, no? Che quella volta il progetto diceva che quella stanza era rettangolare, poi la ditta che l'ha costruita l'ha fatto un po' più trapezoidale, insomma, con qualche difformità, che però non è più, che non è, come dire, che all'atto di una vendita si scopre che ha quella difformità e tiene in scacco quella povera famiglia, quel proprietario che non può venderla, o per sanarla bisogna fare cose inaudite. Quindi per andare a conciliare, come dire, a semplificare la vita da quelle famiglie, a quei piccoli proprietari che hanno gli appartamenti che hanno, non so, 2 centimetri in più di una parte, meno dall'altra, ahimè, queste cose io, cari telespettatori, le ho vissute da amministratore, le vivo tuttora, quando mi arrivano delle segnalazioni veramente di salite così erte per riuscire perché si scoprono, no, queste cose, si scoprono soprattutto quando muore un proprio caro e quindi ci sono tutte le pratiche della successione, e dopo c'è sta casa e poi bisogna venderla, e dico ma questa non è conforme al progetto, e si scoprono queste cose, però lì in quel momento tu devi mettere la norma. Per mettere la norma non vi dico le cose, questo crea un percorso accompagnato e facilitato da tutta una serie di nuove norme. Ora, queste due cose, queste due leggi, di cui, ripeto, io sarò anche relatore di maggioranza, in realtà sono due splendide leggi che camminano come binari paralleli, no? E consentono, se uno è capace, con un tecnico, di avere, ecco, io ho una casa che è difforme, che è abbandonata lì, un appartamento che è lì, così, eccetera, di poter fare domanda, vuoi per recuperarla, rigenerarla e metterla anche a norma, no? Cioè questo è un unicum, infatti per tutto ciò ci sono da una parte anche 50 milioni di euro dedicati, e che sono tanti, che quindi noi come Regione mettiamo in campo per andare incontro ai cittadini che si trovano in queste situazioni. Queste sono leggi, il termine legge, sono provvedimenti legislativi che sono di interesse dei cittadini e che tendono veramente la politica regionale, come dire, vicina ai cittadini, e che danno una risposta ovviamente a quelle che sono, peraltro
dopo non voglio annoiare, insomma, però queste leggi ad esempio sono state chieste dai comuni, dagli stessi uffici comunali, cioè gli uffici del comune dicono noi dobbiamo risolvere queste cose, i tecnici fanno. Perché hanno tanti casi. Hanno tanti casi, insomma, no? E quindi per risolvere tutti questi casi a un certo punto servono i comuni e tutte le realtà, ovviamente si dicono, i portatori di interessi, c'è un termine inglese, anglofono che non ha, insomma, i proprietari, insomma, alla fine si è messo tutto assieme e sono come dire, provvedimenti veri, concreti, subito sul territorio, mentre la finanziaria di assestamento si occupa ovviamente di un mare magnum di macrotemi, insomma, sì, che anche quelli poi si riverberano sulla città e sulla vita dei cittadini, mettendo in campo risorse economiche per le opere infrastrutturali, appunto, e quindi lì avremo sulle opere sociali, sanitarie, insomma, avremo modo di snocciolarle. Allora, ci chiedono alcuni interventi i nostri telespettatori, tra cui la signora Monica, che segnala una situazione di disagio. Dice: da questa notte, precisamente dall'1:30 fino alle 7:30, si sente un rumore continuo e molto fastidioso proveniente dai generatori in funzione presso il molo settimo. Il livello del rumore è tale da rendere impossibile il riposo notturno, disturbando profondamente la quiete e la qualità della vita dei residenti nelle zone limitrofe. Purtroppo non è la prima volta che si verifica una situazione simile, diventa urgente trovare una soluzione stabile e rispettosa dell'ambiente urbano. Chi vive in questa città ha diritto di riposare, soprattutto durante le ore notturne. Chiediamo quindi con fermezza che le autorità competenti intervengano quanto prima per verificare le cause del disturbo e adottare provvedimenti efficaci. Invito chi sta subendo lo stesso disagio a segnalare l'accaduto, perché la somma delle voci può fare la differenza. Ci scrive appunto la signora Monica. Bene fa la signora Monica anche appunto come dire, a fare questo appello. Io segnalerò al neocommissario questa situazione, commissario dell'autorità del sistema portuale, no? E vediamo, insomma, di capire cosa accade. Io che abito un po' più a monte sento ogni tanto dei colpi come se qualcuno battesse su una lamiera, ma quello sarà un altro tema, e quindi, ma non è continuo, eccetera, di notte, no? Perché ci sono anche i lavori dei cantieri, eccetera, che loro non si fermano, ma insomma ogni tanto cercano di... Guardi, me ne occupo dal punto di vista della segnalazione all'autorità del sistema portuale, ecco, mettiamola così. Allora, buongiorno, ci scrive invece la signora Franca, gentilissimi, sicuramente molte volte c'è mancanza di rispetto da parte dei giovani, anche meno giovani, a lasciare il posto alle persone sagge, bell'aggettivo, ma bisogna anche evidenziare che nel mio piccolo vedo molti giovani che quando sale una persona più o meno anziana cedono educatamente il posto. È vero, ci sono anche questi casi, però purtroppo dovrebbe essere un po' la norma, no? Certo. Evidentemente, è ovvio come raccontava Maria Fulvia, non è così. No, ma guardi, è ovvio che poi ci sono i bravi ragazzi che però, ahimè, ma guarda che anche quelli che poi non si alzano, sa perché non si alzano? Perché c'è un gruppo, no? Allora, per far vedere che sono duri e puri, perché questa è la sciocchezza, no? Perché c'è il gruppo, sai che il problema non è il singolo. Lei lascia solo uno, non c'è problema. Se uno è nel gruppo, per non dimostrare debolezza, cedevolezza, umanità, ecco, adesso faccio lo psicologo, il psicoanalista, quel che vuole, lo sociologo. Allora, per dimostrare una forza e non essere deboli, perché cedere vuol dire fare, come dire, qualcosa di gentile, però allora non lo fa. E quindi poi i singoli magari che ci sono, ovviamente poi sono le famose eccezioni, ecco, quindi, perché sennò vivremmo nel male assoluto, non viviamo nel male assoluto. Non è così. Comunque Franca dice: condivido l'idea di una campagna che rinfreschi alle buone regole. E bisogna assolutamente, ma ripeto, guardi che la prima telefonata è la signora Maria Luisa, se non sbaglio. Maria Fulvia. Maria Fulvia, chiedo scusa, è questa sua. Mi creda, chiamerò veramente il Presidente del Tesi Trasporti perché so che è sensibile, so che si troverà una soluzione, si metteranno in campo dei provvedimenti. Delle azioni. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Poi avremo anche la pubblicità.
tra poco. Buongiorno. Buongiorno Luisa, buongiorno. Ecco, buongiorno, guarda, anche mi lamento di questi rumori. Mi abito via Paesiello, quelle parti là, Metastasio. Bene. Sì, sono Luisa. Sì, tanto che non la sentivo. Me lamento anche me. Veramente, è che poche volte me lamento perché dico, vivo nella zona industriale e bisogna sopportare il rumore. Ma un rumore che trema la casa, è così, ma mamma mia, ma Dio mio, ma la gente deve lamentarsi, sta zitti, mi tocca chiudere i relè e mi chiudo dentro come un bunker. Veramente. E in che zona l'abita? In via Paesiello, ho detto, via Paesiello. Sì, ma se anni, ma questa volta se sai roba, che lo giuro, ma un rumore, ma ecco, allora io non so cosa fa, dove arriva tutta sta roba? Risponde così Via all'appello della Paesiello, signora Monica via per fare anche un po' massa critica, no? E cercare di far arrivare queste segnalazioni in modo che qualcuno magari intervenga, perché no? Grazie Luisa, grazie dell'ulteriore segnalazione, un'altra voce insomma a favore di questo appello. Insomma, queste sono le classiche situazioni dove più voci denunciano, segnalano, perché qua si tratta solo di segnalare. Io farò la segnalazione, ovviamente poi chiaro se arrivano altre segnalazioni alle solite autorità, ai vigili, insomma alla polizia locale, ad altre, insomma, che uno segnala, o in questo caso se si presume arrivino dal porto, quindi all'autorità di sistema, chiaramente poi chi ha titolo prende in mano la situazione. Ripeto, io esco da questo ufficio e chiaramente segnalerò almeno questa situazione all'autorità di sistema per comprendere da cosa, da come, eccetera, o comunque di preavviso che riceveranno segnalazioni su questo tema. Ecco. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, a fra pochissimo. Bentornati in diretta, siamo ancora a Sveglia Trieste insieme al consigliere regionale Michele Lobianco di Forza Italia. Allora, abbiamo già subito una telefonata in arrivo, già da prima la sentiamo, poi leggiamo anche qualche mail. Pronto, buongiorno. Buongiorno Laura, sono Diego. Diego, buongiorno. Il grande signor Diego, buongiorno e ben sentito. Grazie, un caro saluto al consigliere Lobianco dal Corpo delle Guardie di Piazza Oberdan. Bene, bene. Detto questo, io vorrei toccare con il consigliere un argomento che mi fa molto piacere, piacere e dispiacere, appunto il fatto che ci lascerà purtroppo la direttrice del Parco di Miramare, l'Andreina Contessa. Già. Una persona, anzi io la definirei forse la miglior direttrice che il Parco di Miramare abbia mai avuto, perché con il suo modo di fare, con la sua empatia, ha comunque permesso la rinascita del Parco di Miramare, l'ha fatto conoscere a tanti turisti, ma forse l'ha fatto anche riconoscere a quei tanti triestini che qualche anno addietro purtroppo lo frequentavano in condizioni non tanto floride. Adesso il parco è rinato e bisogna riconoscere a questa direttrice il grande merito di aver fatto un lavoro straordinario. Ecco, io la saluterei molto volentieri questa direttrice, anzi in questo caso io l'avrei riconfermata anche per un ulteriore mandato, magari anche per un mandato di rinascita del parco di Villa Revoltella, anche se di competenza comunale. Detto questo io vi saluto il consigliere, vi ringrazio e vi auguro una buona giornata. E sull'argomento Miramare mi piacerebbe proprio sapere cosa ne pensa l'ospite. Grazie, grazie, Diego, un saluto. Grazie, buona giornata a lei. Un saluto affettuoso al Corpo di Guardia di Piazza Oberdan. Certo, infatti. Allora, lo stesso tema viene affrontato da un altro nostro affezionato telespettatore, non soltanto Diego, ma anche Claudio Visinti. Signor Claudio Visinti. Buona giornata, abbiamo
visto dal telegiornale di Tele4 dire il commovente addio della direttrice Andreina Contessa, che davvero si è commossa ai nostri microfoni, e noi insomma abbiamo raccolto questa sua intervista. Chiedo al consigliere se la politica può trattenere a Trieste questa bella persona che tanto bene ha fatto per la nostra città, magari con un altro incarico sempre a Miramare. Grazie per la sua cortese risposta. E oltretutto, sempre su Andreina Contessa, c'è anche la vignetta di Marco Englaro, è particolarmente carina. Andreina purtroppo va via. Andreina purtroppo va via, per noi la sarà sempre la contessa di Miramare. Sì, vestita proprio beh, nomen luogo, ecco, era proprio... Sì, assolutamente. Allora, potrei esordire l'ex ed l'ex, no? Cioè, è un dispiacere immenso, perché quando si hanno persone di così luminosa come dire, intelligenza, persone di dedizione, persone che veramente non fanno i semplici dirigenti di un luogo, ma veramente ci mettono anima a cuore e hanno grandi capacità di gestione, mi crede, grandi capacità. È veramente un dispiacere immenso perdere. Però questo dice la normativa e figure così, io quando ero assessore al personale ogni tanto dicevo qualcosa un po' di sconveniente, insomma. Quando qualcuno andava in pensione dicevo, beh, certo un dipendente verrà sostituito, ma quell'unicità non ci sarà più, non ci sarà più. E quindi lei rappresenta un'unicità insostituibile. Arriveranno altri bravi dirigenti, ma quell'unicità, che perché cosa è stata lei? Lei ha preso veramente dalle ceneri un luogo, dalle ceneri, perché mi ricordo ancora, non voglio evocare un movimento che andò lì a piantare le begonie, voi avete nel vostro articolo lì tutto un gruppo che era un disastro, allora c'è stato che con buona volontà andò lì a piantare per dare un segnale, insomma non si può lasciare quella specie di deserto. Arrivò lei e dalle ceneri lo ha portato quel parco ad essere peraltro uno dei, tra virgolette, monumenti più visitati in Italia. È vero, è vero. Tra l'altro. Assolutamente. Ora la risposta è se lei, la politica, quindi rispondo a Vigentin, al signor Claudio Vigentin, e la politica, lei è la sua è come dire, un incarico ministeriale. Io non so se la politica a livello ministeriale può a quel punto dare altri compiti, cioè insomma, vi è la possibilità di dare un incarico dirigenziale in altri luoghi pubblici qui a Trieste. Guardi, non ho alcun dubbio che se c'è la possibilità qualcuno ci sta pensando, ecco. Quindi questo è un po' come quando anche il nostro presidente del Porto Zeno D'Agostino ci ha lasciato, infatti, no? Vi ricordate Zeno D'Agostino che è andato via? Amata, sì. Là c'è stata un'altra situazione di anche smarrimento, perché certo lui finiva, si sapeva, anticipato quei 6 mesi, però anche lì. Insomma, sono quelle figure benemerite che chiaramente la città ricorda, apprezza e non dimenticherà mai. Allora, Renata ci scrive sempre sulla zona dei musei: condivido l'opinione del signor Sergio, la zona di Via Cumano e il piazzale dei musei sono in condizioni veramente imbarazzanti, e zona del Demanio, ok, ma come si è riusciti a collocare i musei, così si dovrebbe riuscire a ristrutturare il paesaggio, scusate, circostante, insomma anche sullo stato, no, sì, quelle, beh, indubbiamente, insomma, guardi, io sono convinto che nel momento in cui, per paradosso, vede, le dico qualcosa di paradossale, quel museo verrà trasferito in Portovecchio, lì si creerà perciò un nuovo progetto e quindi di riqualificazione complessiva di quell'area, di quella caserma di Via Cumano, perché una parte giustamente è stata recuperata museo, l'altra è ancora irrisolta, e quindi quella porzione irrisolta avrà nuova vita in una visione diversa. Sono convinto, mi creda. Una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Franco Lega da Udine Nord. Buongiorno, Franco Lega da Ieri Udine è caduta, Nord. però insomma
recupero oggi. Un saluto al signor Visentin che ha capito le mie e le vostre necessità dal comune alla regione. Allora volevo dire anche, praticamente abbiamo visto tutti Conegliano, no? La festa degli alpini, e gira di qua, gira di là, tutto bene, tutto questo, tutto l'altro, ma nessuna ricompensa. Io vorrei che praticamente alle prossime elezioni ci siano tutti alpini che fanno le cose senza chiedere niente e le fanno senza nessun riscontro. Invece questi parolai, escluso il presidente, il signor Lo Bianco, che è un mio amico anche se... Il suo materasso, il suo materasso. Il mio materasso. Sul quale lei fa il pungico. Gomma piuma, che lei rimbalza alle mie idee. Completi il pensiero. Con altre delle sue. E quindi lì in sede bisognerebbe averne due, uno di destra e uno di sinistra, uno rosso, uno bianco, uno verde, uno giallo. Un bianco c'è già, vedo il bianco. Il suo mulino. Però nessuno capisce. La sinistra arriva fra poco, ci sarà Serena Pellegrino più tardi, Serena Pellegrino. Subito dopo una collega di consiglio regionale. Allora, il signor Franco Lega Udine Nord, pensi che domani... oggi è giovedì. No, scusi, perché quando vengo a Tele 4 io un po' perdo, perché siamo in un luogo fiabesco qui dentro, quindi io perdo di oggi è giovedì e sarò dalle sue parti, penso, uscirò dal casello di Udine Nord, perché noi di Forza Italia, ogni tanto, ecco, sottolineo, io sono di Forza Italia, perché ogni tanto, ma di che partito sei quel calvo con gli occhiali di nome Lo Bianco? No? Sì, perché poi potremo raccontare cose simpatiche. Forza Italia. Abbiamo a Udine Nord, caro signor Franco Lega, un incontro politico importante proprio su temi, peraltro anche su quelli che lei racconta spesso qui, quindi oggi verrò nella sua contea, pensi, verrò da Trieste. Lei ha citato il corpo degli alpini, io sono marinaio, ero peraltro imbarcato su incrociatore lanciamissili Andrea Doria, un giorno vi racconterò, ma non in questa trasmissione, ma in un'altra, un po' della mia, come dire, del mio servizio di leva, e amo però gli alpini che io vado a trovare nel rancio del martedì. Noi a Trieste abbiamo una sede, una sezione fantastica che organizza il rancio, anzi saluto tutti gli alpini all'ascolto, ovviamente i marinai. I valori alpini, ma diciamo chiaramente di tutti coloro i quali hanno servito nel servizio di leva e oltre, sono indiscutibili. Ecco, dopodiché nulla vieta che qualche alpino si candidi, ma forse in consiglio comunale a Trieste abbiamo degli alpini, sì, ovviamente che hanno finito il servizio di leva, perché ormai il servizio non leva più. Comunque ho compreso e colgo sempre questo suo riferimento, dopodiché il termine parolaio, lei cautamente ha escluso la mia persona. Ma dopo anche lì potremo aprire una trasmissione su questa cosa, perché vede, alla fine sempre addosso alla politica, no? Noi parolai, ma qualcuno deve pur farlo e tutti possono farlo. Lei, anzi invito lei a candidarsi, lei si candidi nel suo collegio e porterà nel suo consiglio comunale, che di Udine Nord o non so dove, il suo pensiero, perché una delle condizioni, chiedo scusa al telespettatore che è in attesa, vede, una delle più belle condizioni è che tutti si possono candidare, mentre a un concorso devi avere ci sono delle caratteristiche, devi avere o devi essere diplomato, devi essere laureato, devi avere delle caratteristiche. In politica, guardi, libertà assoluta, che tutti si possono, quindi lei si candida. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno, sono Gabriella del Largo Barriera. Largo Barriera, presente. Io ricordo, signora Gabriella, quando riqualificammo Largo Barriera e piantammo quegli alberi, quei ciliegi cinesi che hanno quella bella... Ah, belli, questo sono belli. Sì, bei ricordi, mi dica tutto. Bravo, bene, è quello, bisogna piantare alberi, non toglierli, quindi incominciamo bene. Nuovo via, molto bene, bravo. Bene, a questo punto volevo dire una cosa, già che il suo collega ha detto che l'Ogovia solamente sarebbe funzionante se arriva a Montegrisa, che
Bene, è l'unico posto, diremmo, visitabile lassù, ma il mio scopo è questo: bisogna che la regione metta soldi nelle ferrovie, perché l'accesso nord bisogna farlo con il treno, per i camion, per tutte le merci e per i turisti. I turisti arrivano a Ronchi, prendono il treno, perché li ho visti, perché lo faccio anch'io, siamo a Trieste e basta macchina, basta tutto. Quindi ci evitiamo un grave problema del boscamento. Dopo, se vogliamo fare qualcosa, il Miramare che arrivi a Montegrisa è un extra. Però noi dobbiamo puntare sul treno, perché puntando sul treno anche abbiamo la stazione del treno che arriva al Castello del Miramare, e quindi che è una bellissima stazione di treni. Quindi bisogna puntare su quello, rinforzare le nostre rotaie più che mai, e quello è lei il responsabile, perché adesso lì è il consiglio regionale che può puntare per le ferrovie, no? Ma le do volentieri la risposta. Va bene, bene, mi dia la risposta. No, allora, signora Gabriella, lei non è svanita in modo vocale, ma è ovviamente all'ascolto dal tubo catodico, ecco, d'altra parte. Ho usato questo termine tubo catodico con dei ragazzi, non sapevano cosa fosse, perché ovviamente sono di generazione digitale. Allora, signora, lei deve sapere che io ho portato, e le rispondo, guardi, puntualmente, per raccontare le cose, ho portato un ordine del giorno che poi sta crescendo, no? Questo ordine del giorno è stato inserito in una legge dove addirittura ho chiesto il ripristino del treno storico, non storico perché è storico nelle carrozze, ma che partiva da Trieste e arrivava fino in Puglia, no? Il Trieste-Lecce, e quindi serviva tutta la costa adriatica, per dire che io credo perfettamente nel treno, ma le dirò, e rispondo alla sua domanda più puntuale, che se c'è una regione e se c'è veramente un impegno economico enorme, guardi, come nessuna regione ha, ma non perché noi siamo in Friuli-Venezia Giulia e io voglio elogiare il presidente Federiga, l'assessore Ammirante, che si impegna. Abbiamo messo, adesso non mi ricordo quanti milioni di euro, proprio su questo di cui lei dice, dove abbiamo sostituito treni, ne abbiamo messi ultramoderni, no? Per i pendolari, per quello che lei dice, quindi vi è un impegno che è massimo e assoluto, mi creda, ma non lo dico, lei sa che io ho un profilo basso, non vengo a dire qua, là, no. Lei mi domanda e io le rispondo, è che non ho il dato esatto, ma se lei va in stazione, basta andare in stazione, no? Vedrà i treni che noi abbiamo iniettato nel nuovo, sulla rete ferroviaria regionale, no? Oltre a progetti di più ampia visione come quello che io le ho raccontato, quindi su questo, e giustamente le dice, io arrivo, d'altronde io viaggio, quando io viaggio in treno, e sa perché? Perché arrivo nel cuore della città. Se io devo andare a Roma, non prendo cerco disperatamente di non prendere mai l'aereo, perché io arrivo nel cuore della città, mi faccio una bella passeggiata dall'alto, arrivo sui fori imperiali e arrivo poi dove devi andare a fare le riunioni solite, no? E viceversa, tutte le città, perché hanno in quell'epoca, chi le ha fatte nel centro. E quindi raccolgo quel che dice, ma mi creda, su questo non apriamo su altro tipo di discussione, dibattito, vi è assoluta ferrovia, sul treno, guardi, mai come vi è un impegno, anzi qualcuno dice anche troppo, no, noi abbiamo un grande impegno su questo. Allora, invece ci chiede il signor Dario, ci scrive: ciao Laura, chiedi a Michele che ci spieghi qualcosa sulla corsa ciclistica di sabato e domenica. Noi cravatte rosse saremo presenti per supporto stradale. Si tratta di questa iniziativa qui che ci ha portato il... Caro Dario, supporto stradale. Allora, Trieste ospita un importante evento sportivo, un evento sportivo serio, dove ci sono i campionati italiani, quindi parliamo di un campionato di livello di rango nazionale, juniores, perciò giovanile, maschile e femminile, nelle 2 giornate di sabato e di domenica.
La partenza è dal Portovecchio, in buona sostanza, in direzione Miramare, in direzione costiera. Partenza sabato, se ben ricordo, alle 10 per le squadre femminili e 10:40 la domenica le squadre maschili. Sarà come dire, non graverà sul traffico in modo pesante, perché parte, poi si liberano le strade e girerà sul Carso, poi arriverà in città dalla parte delle rive. Insomma, ci sarà questo giro che però poi si conclude rapidamente attorno le 14, insomma adesso il dato esatto dell'orario eccetera. È importante perché questi eventi, assieme all'evento che invece successivamente si svolgerà la prossima settimana nella zona di Gorizia, dei campionati professionisti italiani e il passato Giro d'Italia, no? Fa sì che la regione Friuli Venezia Giulia sia veramente un luogo di grande interesse del mondo ciclistico / del mondo sportivo. E sapete perché? Perché questa regione, che piacciono, no? Perché poi ci sono tutti i temi, il turismo, questa regione è la regione di più grande interesse di mondi sportivi, di mondi culturali, insomma di tutto un mondo che ci sceglie e chiede di venire in regione a svolgere queste attività, perché è una regione, uso un termine, è una regione premium, è una regione, come dire, di grande qualità. Ecco, grazie ai cittadini che ci vivono, grazie alle realtà sportive. Ecco, lei ha chiamato Dario Lonza e delle Cravatte Rosse, perciò del mondo associazionistico, di un tessuto, di un bel tessuto sociale che chiaramente la rende appetibile, apprezzabile e ricercabile. Quindi io, peraltro, che sono un appassionato di ciclismo, sarò presente ovviamente alle partenze, agli arri, e devo dire la verità, il ciclismo come dire, è uno sport veramente che va attenzionato. Insomma, io se citare Coppi, Bartali, Pantani, ecco, poi questa, adesso so c'è una telefonata, ma se no non voglio tenervi a lungo, però come dire, come bisogna ricordare questi campioni per capire domani, questo fine settimana si svolgerà un campionato da dove nascono i campioni. Quindi bisogna dare la possibilità a questi atleti, a questi ragazzi, a queste ragazze giovani, no? Di potersi, sì, perché noi dobbiamo, come dire, dobbiamo di nuovo sognare con dei miti come erano appunto Pantani, Coppi, Bartali, Moser, Gimondi e tutti questi, e Saronni, altri, ecco. Ma dobbiamo chiaramente, e altri che Simoni, adesso non voglio fare la lista di tutti i grandi, Nibali, però se non li facciamo esprimere, come possiamo tirarli fuori questi talenti? Ecco, tutto qua. Sosteniamoli. Allora, una telefonata, buongiorno, chi è in linea con noi? Sì, Sergio, un buongiorno a voi. Sergio, ecco, volevo dire buongiorno. L'ospite che l'altra volta, anzi 2 volte fa, gli ho domandato il discorso dei Saliscendi di San Giusto. Bene, e l'altra volta lei mi ha risposto che il direttore sta cercando chi dovrebbe farlo. Io penso che dopo 2 mesi... No, ma le spiego. Lo avrà trovato Guardi, lei, sì. competente. Dimmi, allora, nella sua semplicità la realtà è complessa, nel senso che quell'impianto costruito negli anni 80, insomma, con tutta una serie di contrattualità tra chi lo ha costruito e chi lo deve gestire, chiaramente si trova ancora prima che lei, appunto, grazie al cielo, segnala, in una situazione di stallo sulle competenze vere di chi deve risistemarlo. Quindi è in una impasse. Questa è la situazione. E spero che si sblocchi, giustamente, perché spero che si sblocchi. Quindi le ho dato questa risposta. Dopodiché mi auguro che, insomma, arrivino poi le soluzioni, quelle fattive, che lei e altri, appunto, auspicano.
Comunque è una situazione bloccata di così. È tutto bloccato ancora per quanto riguarda questa struttura. Allora, perché non spostare la stazione marittima a Portovivo? Ci scrive Vadim. Vorrei chiedere perché appunto non spostare il terminal delle crociere al nuovo complesso di Portovivo. Si risolverebbero tanti problemi del centro città. Meno caos. Questo rappresenta uno dei temi che viene affrontato ed è comunque sempre sul tavolo. Cioè non è abbandonato questa cosa, è vivo ed è chiaramente di attenzione. Chiaramente la costruzione di una stazione marittima in Portovecchio e quindi il consentire le navi da crociera arrivare là sarebbe fantastico, bellissimo. Certo ci sono elementi tecnici e di costi notevoli, perché là non è solo riqualificare un magazzino esistente, ma bisogna fare un'opera molto imponente che se uno usa il project financing, quindi tu dici ai privati costruite, gestite, fate voi, è semplice. Però mi creda, non è sul tavolo, è delle possibilità. Ma non voglio entrare, perché qui sono i temi tipi del comune ormai, perché come dire, compierei delle ingerenze, come un po' anche il saliscendi di cui prima, ormai quelli sono temi comunali, non voglio entrare, però li raccolgo, li porterò ai miei ex colleghi che sono in comune. Che va a trovare spesso. Che vado a trovare. Allora, grazie a Michele Lobianco per essere stato con noi, lo invito a tornare a trovarci presto. Quando volete. Buona giornata, un abbraccio a tutti. Buona giornata, noi ci fermiamo per un po' di pubblicità, fra poco sarà con noi Serena Pellegrino di Alleanza Verdi e Sinistra. Bentornati in diretta qui a Sveglia Trieste, 9:05 del mattino. Diamo subito il buongiorno alla consigliera regionale di Alleanza Verdi Sinistra, Serena Pellegrino. Buongiorno. Buongiorno a lei e ai suoi telespettatori e telespettatrici ovviamente. Ben arrivata. Allora, stavamo parlando prima col suo collega di Consiglio regionale. Sì, Michele, che ci siamo incrociati sulla infatti porta. Abbiamo notato, insomma, vi siete incrociati all'ingresso proprio dei nostri studi. Stavamo parlando di questa manovra estiva che poi andrete a trattare nel corso di tutto luglio, diceva il consigliere, no? Sì, la discussione comincia il 4 di luglio, l'ultimo consiglio ce l'abbiamo il primo luglio, l'ultimo consiglio diciamo ordinario e poi dal 4 di luglio inizia la maratona dell'assestamento di bilancio che si andrà a chiudere al 26 di luglio, quindi 22 giorni pieni di assestamento di bilancio. Di assestamento di bilancio che vale quest'anno 864 milioni, questa è la quota di quest'anno. Leggermente meno dell'anno scorso, poco meno di 200 milioni in meno, una cifra comunque esorbitante pensando che le altre regioni di solito si assestano sui 31 milioni, 40 milioni, ma stiamo parlando di regioni importanti come l'Emilia Romagna, come il Veneto, come la Lombardia. Noi invece continuiamo ad avere questo assestamento di bilancio così cospicuo, incredibile, generoso. Vorremmo cercare anche un po' di capire che cosa succede, perché nel momento in cui noi andiamo a fare la legge di bilancio per gli anni successivi, che l'ultima è stata oltre 6 miliardi, cosa succede tra un bilancio e il bilancio successivo, che abbiamo questo avanzo incredibile di questo denaro. E staremo a vedere insomma che cosa succederà, i contenuti, no? Si è parlato molto di infrastrutture come capitolo, insomma maggiormente così. E c'è da dire anche comunque che tante volte vengono destinati questi milioni, sembra un po' l'anno scorso l'avevo chiamato, qualcuno se lo ricorderà probabilmente, quelli della mia età sicuro, lei è troppo giovane, ma il signor Bonaventura qualcuno se lo ricorda, io proprio l'ho preso in coda della mia infanzia, il signor Bonaventura che partiva col milione. No? Lo ricordo assolutamente. Ecco, vede, sicuramente tanti telespettatori lo ricorderanno. Con la percezione durante la legge di assestamento di bilancio che arrivano questi emendamenti, mezzo milione, 1 milione, 2 milioni, destinati di qua, di là, la via, spesso sono destinati in maniera puntuale a determinati soggetti, cosa che invece ogni inizio di assestamento di bilancio si dice non devono esserci poste puntuali, perché non ci devono essere ricadute precise su un
un determinato settore, cioè nel settore generale sì, ma non all'associazione puntuale, e invece poi succede che all'ANA di un determinato paese viene dato 10.000, un altro 15.000, che per quello che mi riguarda tutto bene, ma allora dobbiamo essere chiari, sinceri e dircelo da subito, no che prima dell'assestamento di bilancio, mi raccomando, qualsiasi emendamento che possa avere una posta puntuale verrà reso inammissibile. Poi durante la discussione alle 4 del mattino, alle 3 del mattino arriva la qualunque, il famoso milione di Bonaventura. Il milione di Bonaventura, questo poi riguarderà soprattutto il lavoro proprio che ci stava descrivendo del Consiglio regionale proprio dal 4 luglio. No? E poi certo, questo dal 4 luglio, ma il grosso del lavoro si sta facendo adesso, perché ovviamente sì, più che altro nelle retrocommissioni. Perché in questo momento c'è tutto un lavorio da parte dei consiglieri, soprattutto di maggioranza, perché poi lei vedrà alla fine dell'assestamento quanti saranno gli emendamenti approvati all'opposizione. Purtroppo, come sempre, poco e niente. Spesso emendamenti propositivi, anzi potremmo dire che sono quasi tutti emendamenti propositivi, raramente vediamo degli emendamenti oppositivi, che poi non vengono accolti in questa sessione. E poi incredibilmente le nostre proposte vengono riprese nelle leggi successive, eventualmente quella di dicembre, oppure in quelle multisettoriali che a un certo punto arrivano e compaiono durante il corso dell'anno, dove ci sono altri gettiti di milioni, e diciamo, ma perché non le accogli direttamente quando siamo noi a proportelo? Allora, la mia frase canonica, sempre, chiunque mi conosca lo sa, dico che quando uno mi ruba un'idea vuol dire che quell'idea era buona. È un'idea buona. Benissimo, l'importante è che abbia una ricaduta. Pazienza che non abbia la firma della consigliera Pellegrino, pazienza. Però sinceramente non dico il copyright, ma almeno una questione proprio di onestà e di sincerità intellettuale. Il riconoscimento, insomma, doveroso, giusto, assolutamente, sì, dell'idea. Allora, abbiamo una telefonata. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno carissima, Enrico da Trieste. Enrico, buongiorno. Prima si parlava di mobilità urbana, sì, argomento di essenziale importanza anche da un punto di vista della salute. Volevo fare un'osservazione. Ieri, per una serie di commesse che dovevo fare in città, ho attraversato la stessa Trieste in diversi punti. Scendendo per Viale D'Annunzio e risalendola, ho guardato la famosa nuovissima pista ciclabile e non ho visto nessun ciclista. A meno che non ci fosse uno nascosto dietro qualche albero. E lo stesso mi è accaduto il pomeriggio, risalendo da Piazzale Europa dell'Università degli Studi verso Basovizza, dove c'è una nuova pista ciclabile sulla destra, che è costeggiante fra il marciapiede e la strada vera e propria. Anche lì non ho visto neanche un ciclista. Allora, escludendo il fatto che sicuramente ieri non c'era sciopero dei ciclisti e probabilmente il comune non aveva fatto ordinanze di chiusura, volevo sapere cosa ne pensa l'architetto riguardo a questa scarsissima affluenza in zone predisposte da noi con molto denaro. La ringrazio, vi auguro buongiorno. Grazie Enrico, buona giornata. Insomma, io ho una mia teoria. Prego. Allora, le piste ciclabili sicuramente sono delle infrastrutture che sono necessarie in qualsiasi città. Poi è chiaro che ogni città fa modello a sé stante. Se il signore per esempio viene a Udine, vedrà che c'è un pullulare di biciclette, ma capiamoci, Udine è una città distesa in pianura e poi appena si esce fuori dalla città hanno le piccole proprio variazioni di pendenze. La città di Trieste invece, a differenza della città di Udine, è piena di motorini. Udine non ha questo incredibile pullulare di scooter. E perché? Perché è ovvio, è molto più facile muoversi in pendenza con uno scooter, e soprattutto una città come Trieste, dove il problema della densità
e della popolazione è ridotta in pochissimi chilometri quadrati, pochissimi perché proprio è un'estensione assolutamente risicata, qual è il mezzo di locomozione più agile? Lo scooter e gli autobus. Se lei viene a Udine, dove io abito, scooter e autobus, i primi quasi non ci sono, i secondi sono semivuoti, se non nel periodo scolastico e allora, o nelle ore di punta ovviamente. È chiaro che noi facciamo l'unità di misura nella città dove viviamo, invece un buon urbanista deve fare comunque un ragionamento a 360 gradi e poi calarlo ovviamente nelle esigenze del territorio. Credo però che a Trieste possano avere molto successo, e sicuramente ce l'avranno, quelle biciclette che sono con la pedalata assistita. Già si E cominciano a vedo, vedere, che già si cominciano a vedere in città. In più, se noi facciamo una corsia protetta, come quella della pista ciclabile, a quel punto il ciclista con la pedalata assistita si sente più sicuro, perché sfido io qualche ciclista ad andare in giro per le strade di Trieste, soprattutto dove gli scooter ti escono, ti spuntano fuori. Già essere un pedone a Trieste è molto complicato, figuriamoci una bicicletta che deve anche gestire il suo mezzo. Ecco, io penso che aver creato, soprattutto su strade come quelle che ha citato prima il nostro ascoltatore, è importante avere un percorso dedicato e vedrà che nel giro di poco tempo, se comincia l'abitudine, poi c'è stato anche negli anni passati l'agevolazione fiscale per l'acquisto di queste biciclette e sicuramente è chiaro che hanno dei costi ancora molto elevati e il problema della batteria è un problema grosso, perché se una bicicletta con pedalata assistita ti molla a mezza salita non è come puoi portare su una bicicletta normale, anzi di quelle soprattutto pesanti, che adesso esistono così con dei materiali particolarmente leggeri. Però insomma credo che un po' alla volta, anche con l'avvio delle nuove colonnine, anche il fatto di potersela caricare a casa, è tutta una questione di abitudine. Questa mattina facevo una considerazione, guardi, veramente esco completamente fuori dal seminato che stiamo discutendo, ma ho pensato, ma le radio chi le accende più a casa? Non esistono più, i produttori di radio credo che siano ormai ridotti soltanto radio proprio, no? La radio, perché la la radio TV si ascolta molto in realtà, la radio no? si ascolta molto, ma però magari attraverso il telefonino, ecco, io penso che ormai noi abbiamo sostituito dei mezzi con altri mezzi. Allora, siccome è solo una questione di mezzi, esattamente come le biciclette, noi senz'altro andremo anche ad abituarci. Se poi induciamo con determinate scelte urbanistiche l'utilizzo di questi mezzi a scapito di altri, io penso che stiamo facendo delle operazioni corrette. Corrette. Allora, un'altra telefonata, poi dobbiamo andare in pubblicità. Pronto, buongiorno. Buongiorno, senta, vorrei Chi è questo signore? sapere un'informazione dalla consigliera. Con chi parliamo, mi scusi? Con Luigi. È Luigi, ecco, l'avevo riconosciuto ma non ero sicurissima. Ecco, dato che ci fu una segnalazione di un disabile che non riusciva a camminare con la carrozzina sul marciapiede dissestato, la della fiera dove intervennero i pompieri che hanno tagliato rami per la caduta di rami. Via Sette Fontane, sì, via Sette Fontane a lato della fiera. Vorrei sapere se sono stati rimossi quei rami dal marciapiede. Andiamo a vedere, Luigi, andiamo con le telecamere. L'ultima volta che sono passata, perché quella strada la percorro frequentemente. Spesso? Sì, credo sia passata 2 giorni fa ed erano ancora lì. Sì, 2 giorni fa sì, lo erano perché abbiamo fatto il servizio credo proprio 2 o 3 giorni fa e infatti erano ancora là, sono il risultato insomma di un episodio di bora forte. I pompieri sono diciamo che quella strada, oltre ad avere il problema di questi rami che sono stati appunto divelti dalla bora, insomma la settimana scorsa c'è stati degli episodi di bora abbastanza importanti. Io credo che uno dei grossi problemi di via Sette Fontane, oltre a questo insomma sia proprio l'edificio della fiera. L'edificio della fiera. Perché lì, passando proprio 2 giorni fa, ho fatto questa considerazione. Ci sono ancora dei vetri.
su. Possono cadere. Questi vetri, come sono volati via tutti gli altri nel giro di decenni, quelli che sono rimasti lì potrebbero tranquillamente volare e magari, nella migliore ipotesi, finire sopra un'automobile che sono parcheggiate sotto a spina di pesce, ma se non finiscono su un'automobile a spina di pesce e finiscono su un passante, chi è che paga questi danni? Perché è una cosa abbastanza grossa. Lì c'è un volume gigantesco su cui ancora io non ho visto nessuna pianificazione per questa città. Si sono avvicendate una serie di amministrazioni, diciamo pure di vario colore, ma questo cadavere all'interno della città è ancora lì. Questo è preoccupante. È l'ultimo passaggio è l'acquisto, credo, da parte di Conad, del gruppo Conad, no? Che lo ha acquistato però dal proprietario, che era questo imprenditore austriaco che voleva realizzare un centro commerciale, artigianale, che però poi si è tirato indietro e ha venduto. E adesso, ma lì è un volume enorme. È grandissimo, era grandissimo. La nostra ex sede, no? La sede di Tele4 in quella e chiunque abbia mai percorso il perimetro attorno a quell'edificio, a quell'area, si rende conto che è davvero enorme e ha un potenziale gigantesco. Il punto è che qualsiasi proprietario lo acquisti, poi non è soltanto l'acquisto, perché l'acquisto forse potrebbe essere veramente il male minore. Dopo la destinazione, la rimessa in uso di un'area così importante, e poi soprattutto l'esercizio, perché quell'area lì alla fine deve dare una rendita per quello che è stato investito, per quello che è stato speso. E potrebbe anche essere semplicemente anche una rendita sociale, non necessariamente una rendita economica. O meglio, sia una rendita economica che una rendita sociale. Possono andare di pari passo. Anzi, secondo me dovrebbe essere proprio così. Allora, dobbiamo fermarci per una piccola pausa pubblicitaria, ci rivediamo fra pochissimo ancora in compagnia di Serena Pellegrino. Bentornati in diretta, ancora Sveglia Trieste, 9:22 del mattino, siamo in compagnia di Serena Pellegrino, consigliera di Alleanza Verdi Sinistre della Regione. Allora, ci sono varie mail che devo leggervi, si parla anche di un provvedimento, anzi 2 leggi di cui ha parlato prima il consigliere Lobianco, che riguardano la casa per le ristrutturazioni, di cui lui è leggi, la settimana prossima relatore di maggioranza. Anche io di minoranza. Ecco. Perfetto, quindi abbiamo le persone giuste questa mattina. Lui è il relatore di maggioranza di tutte e due? Di tutte e due, sì, ci come diceva. me, di tutte e due. Perfetto, quindi bene, belle leggi, dice il signor Sandro, ma chi non ha la possibilità, insomma, aiutate chi ha già la possibilità, ma un esempio alle persone che sono separate, ad esempio, che non arrivano a fine mese, e a questa fascia chi ci pensa? Ai giovani che non riescono a trovare casa in affitto. 2 splendide leggi, però sono solo slogan, dice Alessandro, quindi questa è la sua critica. Io allora comprendo perfettamente la critica del signor Alessandro, anche perché ovviamente facendolo di mestiere questa è una materia che ho praticato, ecco, da quando mi sono laureata. E io penso che le leggi tendenzialmente rischiano di essere sempre le leggi slogan, perché si prende una fascia, un settore, e poi tutto il resto dice sì, ma io resto fuori. E quindi chi resta fuori da questa fettina si sente ovviamente emarginato e tagliato fuori. E questo concordo perfettamente. Perché? Perché tu prendi un pezzetto e dici sì, ma tu stai agevolando loro. Allora, il vero problema, e questo l'ho evidenziato anche in commissione, è che parte da molto lontano, dalle prime leggi urbanistiche del 1939. E non è mai stato fatto nulla poi di realmente organico e complessivo. In più aggiungo, e questo l'ho anche inserito all'interno della mia legge, nella mia relazione di minoranza della prima delle 2 leggi, il DDL 36, quello relativo ai 50 milioni che vengono erogati
e poi è nel regime de minimis, quindi una parte la deve mettere il cittadino e una parte la mette la regione, e questo ben venga, perché è un modo per equilibrare, per tenere basso il tetto dei prezzi, perché abbiamo visto che col 110% è stata una follia, sono andati alle stelle, i produttori si sono ritrovati con delle commesse gigantesche e a quel punto i prezzi sono lievitati e sono andati fuori di misura. Tant'è vero che in questa legge qua, questo DDL 36, quello dei 50 milioni, io ho fatto una proposta in cui si dice che i prezzi di questi prodotti, di questi materiali che devono essere poi applicati all'interno dei cantieri, devono seguire il preziario regionale ridotto di una percentuale, perché sappiamo che il preziario regionale è un preziario che è stato costruito ad arte per le opere pubbliche, che sono soggette a ribasso, mentre se io dico che un cappotto al metro quadro nel preziario è scritto 100, nelle opere pubbliche poi arriva a 80, sto facendo ovviamente un parametro in percentuale, invece nelle opere private già dire il preziario è già qualcosa, perché altrimenti sarebbe poi va fuori misura. In più il preziario ribassato, tanto come potrebbe essere, perché se il preziario è nato per le opere pubbliche, tu lo stai utilizzando come unità di misura per le opere private che però hanno altri parametri, ok? Non so, l'ho spiegato forse in maniera un po' raffazzonata, però io penso che chiunque si sia ritrovato a dover fare un cappotto negli ultimi anni senza il 110%, senza i bonus, ha detto non lo faccio, perché dice meglio non farlo, perché altrimenti non ho l'unità monetaria a disposizione. Invece questa è una mia proposta, quindi tenere i prezzi bassi, fare in modo che non lievitino, e anche per chi non rientrerebbe comunque all'interno di questi bandi avere la disponibilità economica di materiali a disposizione. Però il punto è questo: uno, non si è fatto ormai da decenni una vera legge organica che tenga insieme l'edilizia, l'urbanistica, la bioedilizia, cosa che ormai sono decenni che ne parliamo, certo, infatti, e però non rientra mai nel pensiero di nessuna legge. Per quello che riguarda il risparmio energetico va bene, insomma si sono fatte tante cose, perché poi negli ultimi anni, negli ultimi decenni, da metà degli anni 80 ad oggi, si è fatto tanto per quello che riguarda l'edilizia e soprattutto le invenzioni nell'edilizia, e allora bisognava fare una bella legge organica, e invece continuiamo a fare delle leggi a spot. Questo lo ravvedo esattamente come ha detto il signore della mail, e l'ho anche evidenziato. E soprattutto quando si fanno delle leggi un po' a patchwork c'è il rischio che da una parte metti e poi dall'altra parte hai una legge che contraddice quello che è inserito in quella precisa legge lì. Però complessivamente, per quello che riguarda queste due leggi, allora la prima che abbiamo discusso, quella dei 50 milioni per la messa in sicurezza di queste abitazioni in zona A e in zona B0, io credo che sia cosa buona e giusta, finalmente si è fatto. Dopodiché andiamo a fare una serie di aggiustamenti, come per esempio il fatto di dire noi diamo, la Regione dà il contributo a fine lavori. Allora, a fine lavori vuol dire che io il denaro o ce l'ho o me lo faccio prestare. Invece per quello che riguarda, e sono due le filiere, una per quello che riguarda le ristrutturazioni e quindi la messa in sicurezza proprio dell'edificio, e questa prevede permesso di costruire tutto il percorso, insomma, che si sa, e l'altra invece, l'articolo 3, riguarda a sportello, viene definito, ovvero per quello che concerne i piccoli le piccole opere per il risparmio energetico. Ecco, su questa seconda, per esempio, se uno ha un'abitazione e ha un ISEE sotto i 20.000 euro, la Regione eroga, anziché a fine corsa, a inizio dei lavori. Bene, ma chi ha 20.000 euro di ISEE? Ma chi ce l'ha? Basta avere una famiglia con 2 figli e un'abitazione, è finito, tu sei sicuramente fuori. Sopra. Allora, siccome ormai ovunque... Anche l'abitazione tante volte, no? Che è proprio la casa su cui esattamente, e ti fa uscire fuori da quel parametro. Su tanti altri settori abbiamo innalzato l'ISEE a 30.000 euro,
In questa circostanza noi l'abbiamo proposto, ci siamo battuti, abbiamo discusso in commissione, l'assessora è rimasta così perplessa perché evidentemente 50 milioni sono tanti ma non sono sufficienti evidentemente, e quindi la coperta, come diciamo sempre, non è proprio riesce a coprire tutto il letto e qualcosina dovrà rischiare di rimanere fuori. Però c'è una cosa comunque positiva, che se c'è la fideiussione bancaria o comunque quella assicurativa, la Regione comunque eroga. Questo è importante da dire. È chiaro, lo ripeto al signore Lamel, ci stiamo concentrando su questo settore qui, quello delle abitazioni A e B0 e tutte le casette fino alla A7. Fuori i castelli, fuori tutto quello che le grandi residenze. Lusso, insomma, Io addirittura ho proposto di togliere la 7. Perché? Perché la 7 è il villino comunque di proprietà che se uno ha un villino di proprietà, insomma, di solito dovrebbe avere anche un po' di consistenza. L'assessora durante la discussione in commissione non ha accolto questa mia proposta, dubito che riesco a portarmela a casa perché è già stata chiara nel dirmi che i villini comunque rientreranno all'interno di questo provvedimento. E vabbè, pazienza su questa cosa, col Signore io ho cercato in qualche maniera di concentrare il denaro più sulle persone con maggiori difficoltà economiche e ognuno poi si prende la sua responsabilità. Io in questo momento sono all'opposizione, l'assessore è in maggioranza e quindi lei fa le sue scelte. Complessivamente comunque per quello che riguarda questa legge io non mi sento di dare una bocciatura complessivamente, anzi assolutamente no. La seconda legge invece che cosa prevede? È il cosiddetto recepimento del salvacasa, ovvero il recepimento di quel decreto che è stato fatto l'anno scorso, nel 2024, dal Ministero e che tanto ha fatto discutere. Allora, questo provvedimento è stato chiamato una sorta di condono sine die, no? Per sempre. Per certi aspetti, come era uscito dal Ministero, aveva comunque queste sembianze, soprattutto per quello che riguarda gli edifici abusivi nelle zone con vincolo paesaggistico. Allora, le zone con vincolo paesaggistico noi dobbiamo tenerle così come se fossero i gioielli, no? le nostre aree preziose. Ecco, dare apertura totale per quello che riguarda la sanatoria per questi edifici, anche no. Tant'è vero che cosa succede? Che a poco più di un anno di distanza dall'approvazione di quella legge è stata emanata una circolare da parte del MIC, il Ministero della Cultura, che è quello che ha in capo le zone tutelate paesaggistiche. E in questa circolare è stata tranchant, ha detto che se non viene accolta da parte della soprintendenza la sanatoria, deve essere demolito e ripristinato lo stato di fatto, ovviamente tutto a spese del proprietario, oppure, come succede sempre quando si ravvede un abuso di un edificio, se non viene ripristinato lo stato di fatto, viene assolutamente confiscato, come sappiamo. Come succede, insomma. Allora, c'è un'altra telefonata subito. Pronto, buongiorno, chi è in linea con noi? Pronto, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno. Volevo fare una domanda a considerazione della sua ospite. Prego, dica pure. Quando c'è stato il fatto del ragazzo, quelli che li chiamano in Maranza, fuori a Milano, che scappava dai carabinieri e purtroppo è morto perché insomma si sa il motivo, tutto quanto. E ci sono state manifestazioni della parte dei carabinieri, della parte politica della signora, sua ospite. Sono state fatte molte manifestazioni
televisioni, giornali, sulla rete, però ho sentito molto poco sulla morte del povero carabiniere che è stato ucciso dalla parte... Le grottaglie, no, come si chiama? Sì, dalla parte politica della sua ospite ho sentito molto poco interesse. Le vite sono uguali, che siano da carabinieri, poliziotti o persone normali, secondo me le vite sono uguali. E se uno si agita tanto per uno, deve agitarsi tanto anche per l'altro. Vi auguro una buona giornata. Grazie a lei, buona giornata. Due fatti di cronaca che non riguardano il nostro territorio. No, vabbè, però è interessante, però, insomma, è importante questo focus che il Signore chiede di affrontare. Allora a me dispiace tanto quando si creano i ghetti, la sua forza politica fa questo, l'altra forza politica fa quest'altro. Penso che qualsiasi politico abbia comunque la capacità di guardare e di leggere la realtà a 360 gradi, credo che questo vada dato atto. Il problema invece di fondo, e questo lo dico all'ascoltatore, ma lo dico anche alla giornalista Buccarella, che mediaticamente è importante ghettizzare le parti politiche e quindi creare la dicotomia, il bianco, il nero, quello che difende questi, quest'altro che difende questi altri. Ormai sono decenni che stiamo andando avanti in questa situazione, lo vediamo, no? Anche il famoso ring, no? Lo vediamo dappertutto. A sinistra devono stare i 3 che difendono una cosa, a destra devono stare gli altri 3 che ne difendono un'altra. Perché a me questa trasmissione, per esempio, piace molto? Perché c'è il politico a tutto tondo, che racconta sicuramente qual è la sua posizione, che dialoga con i cittadini, che ha la possibilità anche di dire quello che pensa a 360 gradi. Allora, questa premessa credo che sia doverosa, indispensabile. Chiunque fosse affezionato, quando noi eravamo bambini, alle vecchie tribune elettorali, si ricorderà che non esisteva questa dicotomia, non esisteva le parti contrapposte. È nata con il cosiddetto maggioritario, è un'americanizzazione della politica, quando poi la cosa più incredibile è che alla fine, che sia al governo spesso un governo di centrodestra o un governo di centrosinistra, per l'80% si fanno le leggi firmate dal governo, per 20% si fanno le leggi firmate dai parlamentari, quando va molto bene, perché in Consiglio regionale abbiamo oltre il 99% di leggi, è un po' questa, no? di leggi firmate dalla Giunta regionale, quindi il Consiglio regionale ha un potere legislativo pressoché ridicolo, ma in Parlamento, dove il Parlamento ha ancora un po' più forza legislativa, cosa succede? Che le leggi emanate dal governo spesso sono molto simili, mentre le leggi emanate dal Parlamento invece hanno una bella caratterizzazione politica. Perché? Perché sono le leggi dei parlamentari e hanno comunque una caratterizzazione politica che è molto simile a quella dei programmi elettorali. Non voglio divagare, con la domanda del Signore, ma noi alla fine che cosa portiamo a casa nel dibattito mediatico pubblico? Soltanto la dicotomia. Allora, quelli di sinistra sono con l'extracomunitario che è andato a schiantarsi, quelli di destra sono con le forze dell'ordine che invece hanno inseguito il ragazzo e che vanno difese, perché comunque c'è anche, ricordiamoci sempre che c'è quello che è morto e ha tutte le sue tutti i giusti riconoscimenti da parte della società. Allora, lo ripeterò finché campo. Io sono figlia di un militare che è venuto a vivere qui in Friuli, anzi era anche a Trieste nel giorno in cui c'è stata la liberazione di Trieste, e veniva dal sud. E sono figlia di un militare che sono cresciuta ovviamente con il rispetto della divisa, il rispetto delle forze dell'ordine, ma che non ha mai portato la caserma a casa, questo anche bisogna dirlo, e mi ha lasciato libera di pensare e di avere così un atteggiamento nei confronti della società libero. Bene,
Le morti sono tutte uguali, sì, vero, i morti sono tutti uguali, le morti non sono tutte uguali. Perché? Perché ci sono alcuni che comunque muoiono sul campo, muoiono con la propria divisa e fanno in maniera con onore, hanno fatto fino a quel minuto il loro lavoro, verranno riconosciute anche successivamente, spesso anche riconosciute con economicamente e giustamente, lo ripeto, giustamente, altre morti invece no. Non hanno questo privilegio. Soprattutto ci sono le vite che non sono tutte uguali, perché la vita di queste persone che decidono di prendere con le loro gambe e spostarsi da un continente, non da un paese all'altro, da un continente a un altro continente per decidere la loro fortuna. L'altro giorno sentivo la canzone Titanic di De Gregori, dove c'era il grande la grande nave che non doveva affondare, c'erano quelli in prima classe, in seconda classe, in terza classe, quelli che stavano nelle stive. Ecco, è una cosa che è sempre esistita, ma possiamo anche dire che ci sono i padri pellegrini, che hanno una definizione molto simile al mio cognome, che erano partiti dall'Inghilterra e sono sbarcati negli Stati Uniti e hanno deciso di accaparrarsi tutto quel territorio, facendo anche strame di alcune popolazioni. Questa è la storia degli ultimi secoli. O noi la vogliamo tenere in considerazione, prendere tutta in considerazione, oppure continuiamo a guardare soltanto l'ultimo episodio, come quello che è successo ieri al CPR di Gradisca, che è un episodio molto grave, anche perché sappiamo che ormai alcune persone vengono proprio prese con una maniera mirata. L'ultimo che mi è stato segnalato è stato preso a Pavia, un ragazzo così che non aveva fatto nulla, ed è stato trasferito, pare, al CPR di Gradisca. Non ho ancora la garanzia che sia stato fatto questo trasferimento, ma pare che questo sia. Il CPR di Gradisca è quella struttura dove ne contiene pochi, ma devono essere quei pochi sufficienti per dare l'esempio a tutti gli altri, no? E peraltro sono persone che non commettono reati e che, se non ci fosse la famosa legge Fini-Giovanardi, che nessun governo, come ribadisco, come ho detto anche prima, nessun governo ha cancellato, noi ci ritroveremo sempre in questa situazione. E peraltro, e chiudo, queste persone non solo decidono loro di spostarsi dal loro paese per venire a trovare fortuna, ma nel nostro paese, dove abbiamo una ingenerosa crescita demografica, abbiamo assolutamente, non dico necessità, ma dovremmo accoglierli a braccia aperte, facendo un percorso legale e di accoglienza fatto in maniera, insomma, coerente e concreta. Allora, dobbiamo fermarci per l'ultima pausa pubblicitaria di questa mattinata, ci rivediamo fra pochissimo. Bentornati in diretta. Allora, abbiamo subito una telefonata, consigliera Pellegrino, la sentiamo. Buongiorno, chi è in linea con noi? Buongiorno. Buongiorno a lei. Mi sente? Sì. Allora, io volevo tornare al discorso di prima, quello della signora che faceva sugli edifici. Edifici, perfetto, dica. Ecco. Allora, io abito a San Vito, cioè proprio in via Giustinelli. Lei sa dov'è la chiesa armena? Sì, la chiesa armena. Sì, io invece non ce l'ho proprio presente, qua sotto. Trieste la sto cominciando a conoscere negli ultimi anni, per cui... Allora, la chiesa armena, c'è la chiesa armena che è chiusa da tanto tempo e non è consacrata, no. Perché quando c'era ancora il vescovo di prima, io ero stata dal vescovo e ha detto che non aveva nessuna intenzione di sconsacrarla perché è bellissima dentro. È un gioiello, c'è l'organo di Cughi, non so se si è mai sentito dire, che è un organo che suona a meraviglia e tutto. Allora c'è il numero 7 che è diroccato perché i padri l'hanno lasciato andare in una maniera vergognosa. Poi c'è la chiesa che è ancora in piedi e tutto bene, e poi c'è il numero 5, un giardino, e il numero 5 dove abito io. Tempo fa era accaduto qualcosa, il sindaco, il signor Di Piazza,
tramite le Generali aveva fatto avere 152.000 euro per il restauro di questo soffitto che era vicino proprio alla chiesa. Io ho tutte le foto, documentazioni e tutto perché abito qua. Sono stati spesi 86.000 euro, proprio scritto di preventivo. Gli altri soldi non si sa dove sono finiti. A parte questo, io abito al numero 5 dal 1940. Sono nata nel 41, 19 novembre del 41, proprio dentro questo appartamento, sul tavolo, come si diceva una volta, oggi si dice sala da pranzo, camera da pranzo, perché una volta il soggiorno era una camera da pranzo, si diceva. Certo. E ho tutti i quadri antichi ancora della mia famiglia, di cui uno della mia famiglia è via Giovanni Tagliapietra, medico chirurgo, poeta d'arte dantesca, che è dietro i Carabinieri, là di Via Locchi. Certo. Non so se conoscete, ecco. Allora, io abito qui da quando sono nata qua da Itro, si può dire. Adesso il 19 novembre sarò 84. Mi hanno dato 2 sfratti così, uno nel 2000, come si chiama? Penso nel 2010, verso il 2010, che il giudice ha rifiutato. Dopo nel 2015-14 me ne hanno dato un altro, dicendo che era pericolante e tutto. Numero 7 non discuto perché l'hanno lasciato andare, guardi, c'era quella volta un padre, si chiamava Padre Elia, perché loro cambiano in continuazione padri. Allora questo Padre Elia, tramite l'architetto, che posso dimostrare tutto perché ho tutte le carte, io sono quella che conserva tutto. Padre Elia mi ha detto: tenga lei, signora, le chiavi di qua, e così ci sta attenta, insomma. Ho fatto, si può dire, da guardiana, no? Ho sempre fatto, mandato tutte le lettere e tutto. Io ancora, l'ultimo contratto era del 68, sempre di Vienna, però quando è venuta la lira nel 2000, no? L'amministratrice che avevamo qua ha chiuso i rapporti con quelli di Vienna e ha detto: beh, lei mandi l'affitto sempre pagato regolare, perché ho ancora le bollette del 40, del 41, no? Sempre pagato ogni mese regolare, le mandi a Venezia, che c'era una congregazione anche lì. E io ho continuato a mandare i miei Ma la proprietà è la proprietà chiesa. della sua casa di chi è? Allora, è una cosa dei preti mechitaristi armeni. Quindi comunque Chiaro, è proprietà dei padri, diciamo. Sì, però sui miei contratti c'è scritto Meganstrasse. E dopo questi qua, adesso sono venuti fuori questi preti armeni mechitaristi che nel 2015, quando il secondo sfratto, il giudice ha rifiutato di darmi lo sfratto e li ha condannati a pagare anche le spese del tribunale, perché non avevano la legittimazione per darmi lo sfratto. Tanto più che dicevano: ma la casa crolla, e non era vero, perché ho fatto fare una perizia ad un ingegnere che la casa ha detto che la casa è in buona salute. Che può abitarla, però insomma. Dei lavori di restauro. Io mi sono fatta il tetto da sola, il signor di piazza lo sapeva, perché ho dovuto aggiustarmelo da sola a spese mie, perché loro dicono: ma cosa Signora, vuole? mi scusi, perché è un caso molto particolare, anche molto interessante. Voleva chiedere qualcosa di particolare proprio alla nostra ospite? È arrivato un altro padre, perché cambiano in continuazione non i padri. possiamo seguire l'intera storia, comprendo insomma che sia un caso particolare, però è un caso anche personale, no? Quindi vorremmo dare, diciamo che credo siano stati dati anche fin troppi particolari. Adesso però ho chiarito molto bene com'è la situazione. Abbiamo capito, diciamo che mi è abbastanza chiaro, ecco. Qual è la situazione, e sono anche sicura che il collega architetto la stia seguendo la signora, insomma, in maniera professionale e dettagliata. Di questo non ho assolutamente dubbi. Non riesco però a capire qual è la ricaduta della sua domanda. Perché la signora ha fatto un racconto della sua storia e mi è chiaro, lì c'è un edificio complessivo che fa parte di un'unica proprietà, che è stata anche aiutata da parte delle Generali a
a sistemarla, insomma, perché evitasse il crollo complessivo, e quindi già la copertura, insomma, aiuta, perché se crolla la copertura poi crescono gli alberi, questo è un dato di fatto. E la signora è adiacente a questa casa fatiscente, molto probabilmente l'intera proprietà vorrebbe riavere il possesso totale della proprietà, ha cercato di sfrattare la signora 2 volte, evidentemente la signora ha la legge degli inquilini, e per fortuna che esiste la legge per gli inquilini, non ha subito lo sfratto, e quindi lei può stare in quell'abitazione sicuramente ancora finché morte non ci separi, speriamo sempre più lontano possibile. Però la proprietà evidentemente vuole riprendere in mano tutto e fare, quasi sicuramente, lo immagino, è una mia supposizione, ma insomma è dettata dalla mia esperienza, vorrà fare una ristrutturazione complessiva di tutto il complesso. E la signora è un baco all'interno di questo percorso, e quindi è come dire, è il granello di sabbia all'interno dell'ingranaggio. Su questo ovviamente è chiaro che la signora dovrà fare le sue scelte, se andare via da quella casa, chiedere un sussidio ulteriore, insomma, per poter dire va bene, io me ne vado, però voi mi dovete intanto rimborsare i costi di manutenzione straordinaria che ho fatto, perché se io ho fatto il tetto è un costo di manutenzione straordinaria che dovrebbe essere in capo al proprietario, e mai in capo all'inquilino, perché in capo all'inquilino sono le manutenzioni ordinarie, e questo è giusto, anche perché l'usura, insomma, la fa l'inquilino. E quindi riprendersi il suo, insomma, la signora dovrà fare un accordo con la proprietà, però tutto questo nulla rientra ovviamente per quello che riguarda la nostra legge. Poi non lo so se quell'area rientra, non credo in zona A, forse in B0, ma devo vedere il piano regolatore, non lo so in quale zona rientri, per cui non so se questa legge può essere interessante per i proprietari di questo fabbricato. Se fosse interessante per i proprietari di questo fabbricato, do una bella notizia alla signora, perché all'interno di questa legge c'è scritto che comunque se io sono proprietario di un fabbricato e lo do in affitto per almeno 3 anni, per esempio, avrò delle agevolazioni migliori, perché tutto quanto in questo momento è all'interno di questa legge quadro, ma i bandi devono essere ancora scritti, e l'assessorato promette di scrivere i bandi nei tempi più veloci possibili. Addirittura parlava di luglio. Sì, luglio credo che sia un po' complicato riuscire a redigerli, però insomma tutto è possibile, gli uffici dell'assessorato sono più che efficienti, per cui potrebbe anche essere che i bandi escano velocemente. E possono accedere tutti i proprietari. Questa legge prevede che sono tutti quanti, professionisti, imprese, liberi cittadini, purché abbiano una proprietà all'interno di queste categorie, come dicevo prima, A, B0 e poi da 1 a 7. Quindi la Chiesa non credo che rientri, perché non è in A7, però sicuramente i fabbricati adiacenti senz'altro potrebbe essere che possano rientrare, però ripeto, deve essere dentro questa zona urbanistica. Deve essere all'interno della zona urbanistica. C'era forse qualcos'altro che voleva chiarire proprio su questa Sì, ma non tanto su questa legge quanto sull'altra, che mentre c'era la pubblicità, sanatorie, per così sì, dire. ecco, quella famosa salvacasa, la sanatoria. Allora, ci sono due punti che mi stanno particolarmente a cuore. Uno è quello che riguarda le famose tolleranze. Allora, noi sappiamo tutti, qualsiasi professionista sa, che le abitazioni che sono state costruite intorno agli anni 70-80, quando fai il rilievo dello stato di fatto per fare un progetto, spesso non è congruo rispetto al progetto che è stato approvato. Tante volte. Allora, vuoi perché sono stati fatti dei piccoli abusi nel corso degli anni. Nella nostra regione gli abusi sono spesso molto piccoli, però sono tantissimi. Per esempio la chiusura di una tettoia, per esempio il garage fatto abusivamente, insomma ce ne sono tantissimi, va bene? Però tu non sai quando sono stati realizzati. Potrebbero anche essere stati realizzati
nel corso dei decenni, fino a che non sei arrivato tu come professionista. E allora tu evidenzi uno stato di fatto che non è congruo rispetto al permesso di costruire, o quella volta si chiamava la concessione. E allora cosa succede? Uno, se c'è l'abuso, a quel punto, come è sempre stato fatto, tu verifichi se i parametri urbanistici sono coerenti, fai una sanatoria della difformità, paghi la sanzione da pagare e metti in ordine il fabbricato. Ma ci sono quelle invece quegli errori, spesso dettati da errori costruttivi, che tu ti ritrovi ad avere una fine lavori che non è congrua al progetto approvato, semplicemente perché dal punto di vista costruttivo il muratore, anziché mettertelo a 250, l'ha messo a 255, no? Il muro. Sì. 5 centimetri di difformità. Allora ci sono sempre state le tolleranze. Qualsiasi regolamento edilizio ha al suo interno la previsione che dal disegno, dobbiamo chiudere, dal disegno al fabbricato, insomma, la tolleranza c'è. Oggi si prevedono determinate tolleranze, una scaletta di tolleranze. Che cosa ha fatto la nostra assessora? Ha specificato che in forza di alcune misure degli appartamenti ci sono delle percentuali che possono essere considerate tollerabili. Di tolleranza, sì. Questo può andare bene, poi le percentuali possono essere viste o meno. Una cosa importante, le famose vetrate amovibili, che sono sempre amate nel nostro paese, o le cosiddette verande. Allora, la vetrata amovibile, per quello che riguarda il salvacasa, era qualsiasi superficie. Qualsiasi. La nostra assessora ha messo un limite 40 metri quadrati, a prescindere da quale sia l'unità immobiliare, che sia da 30 metri quadrati o da 500, 40 metri quadrati tu li puoi chiudere. Io invece ho fatto una proposta che secondo me 40 metri quadrati come unità così assoluta è assurda, perché se io ho un appartamentino di 30 metri quadrati e chiudo 40 mi viene un appartamento di 70 metri quadrati, e quindi ho fatto una proposta che va in percentuale, insomma. In percentuale a seconda della metratura. Poi vediamo se lo accoglie la nostra assessora. Staremo a vedere nel corso del dibattito. Intanto grazie a Serena Pellegrino. Grazie a voi. Torni presto a trovarci qui a Sveglia Trieste. Sicuro, sempre un piacere. Grazie anche a tutti voi che ci avete seguito, buona giornata.